Amici belli, amici qui, per cui mette ancora più in evidenza, vabbè, cominciamo. Questi 15 Allora, Scavicia che non c'era e io stavo ascoltando un attimo Spalletti, volevo sentire dopo aver sbagliato alcune situazioni che noi invece dobbiamo portare a casa, perché non si modifica niente e non ci si accontenta mai con le 5 sostituzioni in un calcio così frenetico. Sì. E invece è successo. Poi sono stati bravissimi, perché poi anche l'ultimo quarto d'ora hanno condotto benissimo, perché poi qualche cross lo fanno. Loro sono una squadra forte. Sono forti e non c'è dubbio, è la paura che ho visto però. Di squadra e con cui avremmo giocato oggi le partite che avevamo. Vabbè, me lo dite voi, devo rispettare la mia community. Spalletti può continuare, io posso recuperare tutte le parole di Spalletti dopo. Allora, per sfizio, insomma, qualcuno di voi avrà cliccato già sulla reaction, è uscito mezzo, non lo so perché l'editing, Final Cut, YouTube l'ha tagliato, non ho capito. Ho ripostato la seconda parte, quindi ve la potete vedere in 2 parti. Potrebbe essere una novità, alle volte le difficoltà diventano opportunità e divido i video in 2 cose, però se sono troppo brevi, però se sono poi troppo lunghi, non lo so. E andiamo a salutarvi tutti con questo messaggio di Polly, che penso che racchiuda un po' tutto. Polly si divertirà moltissimo probabilmente a fare i suoi editing spezzettatissimi con tutte le emozioni. Ma che emozioni, è successo veramente qualsiasi cosa, un Napoli straripante, Osimhen imprendibile, Elmas grande gara, Zielinski grande gara, tutti quelli che entrano poi nei gol iniziali. E poi dopo il 3-0, ragazzi, secondo me è capitato un po' mentalmente quello che era capitato con il Liverpool, cioè la consapevolezza, abbiamo fatto. Il problema di chiamarle finali, il problema che però finali fino alla fine, e quindi c'è stato questo calo, però dobbiamo essere onesti nell'analisi totale della partita. Sbavature varie all'interno della gara, anche prima del 3-0 ci sono state, perché ho proprio notato proprio la stanchezza di chi ha fatto oltre il possibile, nei panni di Di Lorenzo, nei panni di Lobotka, nello stesso Kim, che poi alla fine, ecco, queste piccole sbavature che abbiamo sottolineato anche nelle ultime vittorie del Napoli, questa volta ti hanno portato a prendere 2 gol. Arriva un po' di paura e per la prima volta ho visto un Napoli più umano, che con quella paura addosso ributtava il pallone davanti a Casaccio, c'era la possibilità di un Politano che poteva prendersi il pallone e lanciare Osimhen, si è preso il fallo laterale, lo stesso Osi che ha chiesto a gran voce, mi pare di aver capito, me lo confermerete voi, che chiedeva a Ostigard di rimanere in difesa, quell'altro che gli diceva a Ostigard di andare, si sono un pochino, insomma c'è stata un po' di confusione finale. Per fortuna siamo a parlare di 3 punti fondamentali per il percorso del Napoli e possiamo poi analizzare queste cose, perché a noi ci piace analizzare tutto, non basta dire ma vince si mette più forte mostro, e così non va bene. Quindi andiamo a leggere tutti i vostri messaggi, siamo già in tanti e mi aspetto tutti i vostri like, andiamo. Veramente chi mi ha fatto un post dove si scusa con i tifosi, già vedrei subito, che bravo ragazzo. No, ma perché poi noi quando analizziamo le cose e anche gli errori di esseri umani, perché ricordiamoci che sono esseri umani, noi poi apprezziamo anche il dopo. Kim Min Jae, c'è sta, eccolo qua. Fammi vedere. I would like to express my deepest apology. Voglio esprimere le mie più sentite scuse
ai miei teammates, ai miei compagni di squadra e ai tifosi. We could have only won. Abbiamo potuto vincere questa partita solo grazie ai miei compagni. I mistakes, gli errori will make me only strong. Mi faranno solamente più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra. Grandissimo Minge. Grandissime, queste poi sono le cose che ci fanno piacere, le assunzioni di responsabilità, la maturità. Bene, 100 like non mi bastano, arriviamo a 150 e andiamo a leggere un pochino tutti quanti. Luca Schettino, Forza Napoli, Mario C, Aniello, Marco, Angela è qui che si gode. Eyez, abbiamo appena visto ragazzi, siete sul pezzo, io vi amo veramente, perché la mia community è sul pezzo e non mi fa perdere neanche un dettaglio, non ci sta se sei una squadra forte Napoli come se si fosse addormentato. Sì Stefano, l'abbiamo detto, c'è stato quel momento in cui è come se si fosse staccata la spina. Io capisco lo staccare la spina, però con il Liverpool poi l'ho vista un po' di reazione dopo il primo gol, poi l'abbiamo presi sul calcio piazzato, così. Oggi ho visto poi nel finalissimo proprio la paura, proprio la cosa che ci devono spiegare Napoli-Verona, ecco, e lì abbiamo un po' di difficoltà. Nel frattempo voi vi iscrivete al canale Telegram, è carino il video. Angela è qui che si gode. Grande il video, ti bacio fortissimo. Sta tornando evidentemente dallo stadio e serve la community di tutti, non si doveva scusare, dai, capita, ma voi siete poi il tifoso capisce, il tifoso apprezza. A New York già si respira la natalizia. Roberto, c'è prima da fare il Thanksgiving, quello è un flusso di cose, si fa l'Halloween, quindi ci sono tutte le cose per la strada di Halloween, le zucche, le cose, poi il Thanksgiving possono rimanere le zucche finché restano e si tacchini dappertutto, e poi subito dopo il Thanksgiving, che sarà anche il mio compleanno, quindi lasciate i like per il mio compleanno che si sta avvicinando, si passa al Natale. Dilo, Kim, Anghissà, Bobotta, la sosta. Senza dubbio, ragazzi, senza alcun dubbio. Come mai è uscito Oliveira? Stava giocando bene, ma poi loro sono veloci e anche difensivamente Oliveira poteva fare meglio di Mario Rui. Andrea, ho ascoltato Spalletti che è ancora in conferenza, poi dopo avremo altri spunti da tutti voi. L'ha definito un cambio tecnico-tattico, voleva più qualità e lui ritiene che Mario Rui gli garantisca più qualità di Oliveira. Sotto questo punto di vista ce lo prendiamo così. Elmas gol alla Zidane. Steve, mamma mia, io su Elmas ho finito di parlare, perché in tempi non sospetti, quando veramente mi risulta difficile dover difendere un ragazzo che ha le due fasi, perché è uno che punta la porta, che riempie l'aria, che fa gol praticamente ogni volta che viene chiamato in causa. Oggi ti dà anche l'assist, ti aiuta in difesa perché ti fa tutta quella fase difensiva, perché è tosto, perché ha centimetri e chili, e noi diciamo ci dobbiamo sentir dire da qualcuno che non si sa che ruolo gioca, che non si capisce né carne né pesce, non ho ancora capito che ruolo gioca, ma mettetelo dove capita che Elmas ti fa la prestazione. Ma non scherziamo, grandissimo, miglior gol è quello di Zielinski, grandissimo gol di Zielinski, ma per me grandissima prestazione di Zielinski, perché l'ho visto anche rincorrere, mettersi davanti e fare movimenti difensivi preventivi, perché ragazzi l'Udinese non è, l'ha letta proprio bene Spalletti ieri, non è la squadra trappola, sai, la Cremonese, queste squadre, le neopromosse che ti fanno la trappola, Spezia, l'Empoli, no, l'Udinese è proprio forte, l'Udinese ha qualità quando ti viene addosso e si è visto, basta staccare la spina per un attimo e ci hanno fregato e ci hanno messo in apprensione e abbiamo rischiato tantissimo di rovinarci quest'ultima partita, che non è una finale perché non sto alzando nessuna coppa, non mi sto tagliando nessun capello e non mi sto facendo nessuna tintura azzurra, ma nel percorso adesso, in questa giornata dove si affronteranno
e ricordiamolo perché vale la pena, è caduto il Manchester City tra l'altro, è caduto, poi si rialzano. Insomma, domani Atalanta-Inter, qualcuna perderà qualcosa, magari tutte e due, e poi ci sarà Milan-Fiorentina, interessante, non sappiamo come possa finire, e poi soprattutto c'è Juventus-Lazio, e quindi qualcuna dovrà lasciare qualche punto per strada quando il Napoli, giocando prima, riesce a mettere, lo sapete, la pressione di giocare prima, ma è anche adesso la pressione di giocare dopo il Napoli che non ha steccato. Beh. Bruherd, tanto che non ti vedevo, secondo me abbiamo perso equilibrio con Marettiero in campo, onestamente, sicuramente, non lo so se l'equilibrio, ma sicuramente hai perso un po' di quella fisicità. Io Olivera tutte le volte che l'ho visto chiamato in causa è tosto fisicamente, se ti lanciano un pallone alto lui anche nelle diagonali difensive ci va di testa e mi dà parecchia tranquillità. Mario Rui qualche sbavatura l'ha fatta, però ha fatto anche degli interventi importanti, come Di Lorenzo, lo voglio sottolineare adesso, che ha sbagliato parecchie cose, soprattutto in fase offensiva questa volta nel primo tempo, però in fase difensiva nel secondo tempo è cresciuto molto e ci ha messo una pezza più di una volta, quindi i ringraziamenti che ho sentito fare da Spalletti alla squadra sono dovuti. A noi piace analizzare il calcio, non ci basta vedere solamente il risultato, quindi analizzeremo tutto, però i ringraziamenti a questa squadra che ha fatto qualcosa di incredibile bisogna farli. Bisogna assolutamente farli. Ho rivisto una chissà con scarpette da ginnastica. Sì, bisogna solo aggiungere i tacchetti, amico mio. Li ho visti i lacci. Era una chissà che poteva anche andare al tiro meglio. Poi si becca anche lui un assist. E l'ho visto un po' più mentalizzato. Ancora non è quell'anghissà impossibile. Però in alcune fasi della partita sì. In alcune fasi era imprendibile. Come lo stesso Osi in alcune fasi era imprendibile. Quindi è arrivato il momento. Lui non si riposerà perché adesso andrà a fare quello che deve fare al mondiale. Un conto è prendere un gol su azione, una cosa è prenderlo su errore personale, ci può stare. Ho visto troppi passaggi sbagliati, specialmente da Anghissà. La prima parte bisogna farla. Gelatore, perché? Che è successo? Ha gelato cadetta, Gelatore. Sottile, non meritavamo di perdere. Vabbè, siamo alle solite. Però, allora, se Sottile dice non meritavamo di perdere, e io ho fatto i miei complimenti all'Udinese, perché tra le varie squadre che ho visto contro il Napoli, quando hanno messo palla a terra mi hanno convinto tecnicamente, sono state importanti. Sottile, voi un gol dovevate fare e ne avete fatti 2, noi dovevamo farle 1,5 e ne abbiamo fatti 3, quindi ancora una volta l'importanza della percentuale realizzativa. Napoli più cinico, Napoli più freddo sotto porta, e gli X ci salgono perché si è arrivati a tirare da zone più vicine. Ovviamente il cross di Elmas per Osi era solamente da soffiare in porta, e vedete quella la stellina di Elmas, che assolutamente non era un gol facile perché se l'è portato avanti, il dribbling, la suola, e poi quello di Zielinski era un po' più difficile, infatti vedete la stellina più piccola, però insomma nessuno merita di perdere, nessuno merita di vincere. Siamo alle solite. Pausa mentale, sì, mettiamoci comodi, godiamoci gli altri che si scannano tra di loro, e andate a vedere anche la primavera all'Austei, impressionante sarà il futuro Lobotto, che sto ragazzo pare abbia avuto un ottimo impatto subito sulla primavera. Vediamo, io sono convinto che i ragazzi più giovani, poi ovviamente lui viene dalla scuola a Barcellona e quindi non può essere una cosa casuale, quelli più giovani, se sono dei crack ragazzi, vengono portati avanti, e i addetti ai lavori, quelli veri, non giornalisti, youtuber, tifosi, addetti ai lavori veri, capiscono subito. Basta pensare a Kvara è il più giovane della nostra cucciolata, che è tutta giovane, ma è titolare in questo Napoli, bisogna dirlo, perché ti rendi conto subito lo spessore di un giocatore che ha qualcosa in più degli altri. Vediamo sto ragazzo, è bene che il Napoli l'abbia preso. Nella primavera rischi di underperformare o puoi risultare più forte degli altri, perché magari tutta la primavera non so adesso in classifica come stanno, ma hanno sempre molta difficoltà, e vediamo se ci sarà poi spazio anche per lui addirittura in prima squadra, non lo so.
Kim è un orientale, con grande senso dell'onore e del dovere. L'errore fatto lo stimolerà al massimo. Per lui la perfezione è un obbligo morale. Sì, questi sono i commenti profondi. Dai ragazzi, fate i seri. Non ha detto questo Sottil? E allora se non mi fate commentare cose che non ha detto questo. Anghissà dominante, altro che Elmas, Osi e Lobo i migliori, calo fisiologico. Kim scoppiato fisicamente, solo applausi per questi ragazzi. Che belli gli XG. Siamo arrivati a 200 like, se no bevo. Vedi un attimo? Posso dire che dopo queste prestazioni di Elmas, perché ci ha messo quell'H davanti, metterà in seria difficoltà Spalletti per quando sarà di nuovo disponibile Kvara. Anche sulla fascia sinistra abbiamo un dualismo alla Lozzi Poli. Non lo so, perché comunque Kvara ha qualcosa in più anche fisicamente, come vittoria dei contrasti aerei. Però sicuramente è importante avere, è un problema che non mi pongo, come non me lo sono posto, e adesso quando torna Osi come si fa con Raspadori e Simeu? E come si fa? Che Osi torna, segna ed è titolare inamovibile. Quindi è bene averli ragazzi, questi ragazzi devono capire che sono tutti importanti e che ce li ritroviamo tutti quanti e che non devono ascoltare, come ha detto Spalletti, amici, famiglie, procuratori. Spalletti sta ancora parlando, ce ne sarà. Come dissi ieri, ci si va dentro e ci si prende tutte le responsabilità di quello che troviamo lì dentro e si va ad affrontare le cose. Sono qui, grazie, buonasera. Vabbè, no, io devo fare il che fare, devo salutare e ringraziare Virgilio. Attenzione amici, che sofferenza. Dopo il 3-0 si poteva sentire acusticamente come le teste dei nostri hanno cominciato a pensare. Adesso auguriamoci tutti i nostri legionari di Qatar che tornino sani. Assolutamente Virgilio, sappiamo chi sono, sappiamo che potevano essere qualcuno in più, li osserveremo. Tra l'altro comunicazione di servizio, io magari su Telegram, sul gruppo Telegram tra gli abbonati e quelli che sono iscritti al canale Telegram farò dei sondaggi e chiederò se magari volete che commenti qualche partita in particolare del mondiale. È chiaro, terremo un occhio ai nostri, al Messico di Lozano, la Polonia, Anghissà con il Camerun, lo stesso Kim Min-jae, e vedremo un pochino l'Argentina. Uno se la guarda perché se la guarda, e quindi magari mi direte, perché noi non possiamo staccare completamente, non possiamo aspettare la tournée in Turchia. E quindi ringrazio Virgilio per il suo supporto e devo ringraziare anche Diego, che poi è un nome bellissimo. Chiamate i pompieri, Forza Napoli. Ma stavolta Diego penso si siano pompierati anche un po' da soli, la squadra stessa, e io insomma lo sapete, quest'anno specialmente si pompiera, si dice quello che si deve dire, si analizza, si ascolta Spalletti, si ascoltano i giocatori quando parlano e si riflette su tutto. Però questa volta si sono un pochino, perché Napoli impossibile, lo segna in tutti i modi, non te lo fai, non riesci a metterlo in difficoltà. Abbiamo dimostrato che un pochino più che degli avversari dobbiamo avere paura di noi stessi, ed è una cosa non nuova per i tifosi del Napoli, assolutamente. Napoli-Verona, ci devono spiegare Napoli-Verona. Ve lo ricordate quel Napoli-Verona dopo quale cavalcata venne? Un girone di ritorno straordinario dove il Napoli sembrava imbattibile, si era fatto tutto quello che si era fatto. Napoli-Verona. Quindi deve essere bravo Spalletti, perché li abbiamo viste le sbavature di certi giocatori che hanno giocato più degli altri e che quindi possono soffrire alcune situazioni di stanchezza anche mentale per non poter mai staccare e stare sempre sul pezzo, perché questi ragazzi danno tutto e su questo non c'è dubbio. Bisogna essere bravi al ritorno sicuramente rigiocheranno di nuovo i titolari perché saranno belli freschi, ma è poi lunga, è ancora lunga, perché non è che già il ritorno, bisogna completare l'andata, la clausura, l'apertura. È un campionato stranissimo, diverso da tutti gli altri, e dobbiamo vivercelo partita dopo partita. Giorgio Mele, l'allenatore dell'Udinese, ha solo detto di strano che 2 gol erano evitabili, come se i nostri non lo fossero. La classica sottile ipocrisia. Vi vogliamo bene e vogliamo bene a Sottile.
vi facciamo vedere i TVB classici, pistacchi salati senza guscio, ecco, e i ringraziamenti della mia moderatrice. Sono ottimista perché credo che la squadra rifletterà sulla gara come dopo Liverpool, questo è buono. Ciao Roberto. Comunque benissimo Meret, Anghissà e Elmast. Speggiorini, hai ragione. Io menzione speciale per Meret, stavo sentendo qualche commento post partita, dicevi il Meret, il punto debole, tutto quello che volete voi, ma non attenzione Maurizio Farias, una prima parte di stagione impressionante, la pausa ma la ripresa del campionato mi fa paura perché sarà un altro campionato, sempre e comunque forza Napoli. Maurizio, sempre e comunque un grazie e un bacio a te per il tuo supporto che non mi fai mancare mai, assolutamente sì ragazzi, veramente partita dopo partita. Adesso è il momento di ricaricare le batterie, si fanno i complimenti, si fa cin cin, si controllano i like e si riflette anche su gennaio, che poi a gennaio c'è la possibilità di fare qualcosa sul mercato. Vediamo che cosa succederà, perché mi sembra assurdo fare previsioni. Quanto hai sofferto? Una domanda da giornalista vero di System Failure. Tantissimo, e lo potete vedere nel secondo tempo della reaction che ho postato prontamente quando l'ottimo Michele mi ha fatto notare che c'era solo mezza reaction. Simeone non può giocare con questo Osimhen in queste partite, era a livello di Cavani nei suoi 3 anni a Napoli. Sì, come impatto fisico, come voglia, come stare sul pezzo sicuramente. È chiaro, alcuni poi mi scrivono Simeone poi non avrà più spazio. Ragazzi, era preventivabile e credo che lo stesso Simeone lo sapesse quando ha deciso di firmare per il Napoli. Bene, veramente bene, perché nel momento in cui, perché lo sai per esperienza che Osi ti può saltare qualche partita per infortuni, per troppa foga, per sfortuna, perché ha la propensione a farsi male. Bene aver preso Simeone e bene l'impatto che ha avuto Simeone nei pochissimi minuti, i ritagli di partita che ha avuto, perché ha segnato e ha giocato bene anche Raspadori, bene Elmas che quando non c'è stato Kvara si sono alternati con gli altri due, bene, dobbiamo esultare. Partita di Osi clamorosa, Elmas scarsissimo, Sosta che sicuramente dal punto di vista fisico ci aiuterà, ma mi sono liquefatti gli organi interni, ma c'è squagliato un warp, Valentina, un po' come tutti noi. Mi dovete dare 15 like, arriviamo a 200, ma siamo 260, com'è possibile? Forza Polli, non parlo più. Francesco, no, forza Polli, nel senso lei sta facendo il suo dovere, forza ragazzi, dai. La capolista se ne va, e se ne va perché comunque qualcuno deve, magari può rimanere al passo il Milan, ecco, diciamo che rimane al passo il Milan perché la Fiorentina si squaglia e lasciano tutto quello che devono lasciare al Milan, però se poi rimane al passo anche la Lazio e la Juventus perde terreno, se invece la Juventus recupera la Lazio perde terreno, e se l'Atalanta ne può perdere un'altra l'Atalanta significa crollo assoluto contro l'Inter che sta cercando di recuperare terreno, insomma. Ottavio, do sempre la stessa risposta per quanto riguarda la fascia destra, single del Torino. Per me se Demme non ha più la fiducia di Spalletti perché vuole fisicamente qualcuno più tosto, più alto, non lo so chi ci può essere con quelle caratteristiche, però sì, un single che possa far rifiatare Di Lorenzo, non dico sempre ma ogni tanto, perché poi non voglio mai parlare di errori gravi di Di Lorenzo che ci portano poi, finora non sono stati decisivi, però li contiamo come contiamo quelli di tutti, dello stesso Robot, di Kim, assolutamente. Olivera a destra per far riposare Di Lorenzo, Mario Cutolo non credo proprio che sia l'ideale
mettere un mancino naturale a destra fanno difficoltà. Questa è una strana legge del calcio, dove è più facile adattare un terzino destro a sinistra che non un terzino sinistro a destra. Io lo capisco quello che mi dici, perché sono equiparabili, però sono molto meno gli esempi dove questa cosa ha funzionato, e vediamo. Non credo proprio che Spalletti ce lo abbia in testa, altrimenti l'avremmo già visto. Poi Di Lorenzo, lo sapete, capitano. Spalletti ha detto anche delle cose in più sul capitano, ha detto che la pagella del capitano, cioè uno che studia, è uno che ci mette dell'altro oltre a quello che mette in campo. Al momento non ha sostituti e dobbiamo essere sempre attento, ma almeno nelle partitelle a dicembre lo fa riposare a Bobottino e vediamo cosa succederà. Vediamo se si potrà studiare e lavorare non dico su nuovi schemi, su nuovi moduli, però anche soluzioni alternative. Per esempio abbiamo sentito Spalletti dire: io posso anche pensare di metterli Simeone e Osimhen insieme, però bisogna studiare poi i correttivi, ecco, i famosi correttivi per i comportamenti che sono corretti per poi evitare imbarcate e buchi a centrocampo. Vogliamo sottolineare che Osimhen sta facendo piangere i più bravi difensori centrali del campionato. Sì, io voglio sottolineare di Osimhen specialmente l'atteggiamento, che è migliorato. Ancora un po' si sbraccia quando subisce un fallo, quando non riceve un pallone che insomma poteva essere importante, però nel subito dopo abbassa molto, molto di più la reazione, il dialogo con gli arbitri sta un po' cambiando, l'atteggiamento con gli avversari sta un po' cambiando, vedo molto fair play, lo vedo meno nervoso. Chissà se la paternità, io l'ho detto a tempi non sospetti, a volte la paternità ti cambia un po' il modo anche di pensare e di vivere la vita, che ne sai? Bellissimo Ciro Ferrara a fine intervista di Spalletti su DAZN, e lo recupereremo, Agostino. Se qualcuno me ne vuole parlare, fatemi sapere. Tameze non mi dispiace, ma lo vedo più un vice Anghissà che un vice Lobotka. Ma mi sa che devo ringraziare Valeria, la struttura alare di Osimhen in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa, come i calabroni, no? I Bumblebee, e vola lo stesso. PS, era da San Siro che non pregavo per il fischio finale. Grazie infinite Valeria, sei dolcissima e sei anche brillante, perché in effetti sì, un po' dinoccolato. Quante volte abbiamo sentito parlare che non corre bene, i piedi così, sto ragazzo qua, ragazzi, è forte, mette in difficoltà. Poi dopo è chiaro che qualche gol lo sbaglierà, è chiaro che non è un fine dicitore in rifinitura, magari l'ultimo passaggio non è precisissimo, però come salta di testa, e sta anche imparando un po' a controllare gli avversari. Quando il controllo il pallone sulla tre quarti, fa partire lui quell'azione dove resiste una carica, colpo di tacco per Lozano, dai, la mazzetta dello sport, la Juve è tornata. Non ho visto la partita e neanche gol, sono in clinica. E vai Camilla, un bacio gigantesco, gigantissimo, e tutta la community si fermi immediatamente e faccia tutti gli auguri possibili a Camilla. Dai, vedi? Fermatevi, il calcio si ferma e tutti per Camilla immediatamente. Dai. Un bacio a Camilla, pure Camilla. Dai! Forza Camilla. Che meraviglia. Camiglia. Sarà importante recuperare anche Rachmani, senza dubbio. Buonasera amici bellini, lasciate i like e iscrivetevi al canale. Che vuol dire fa? Sottil ha raccontato letteralmente un'altra partita. Ferrara ne ha lodato il percorso, ma poi ha detto e persa. Ok. Continuano tutti bravi, bravissimi.
bravissimi, così vi voglio. Anche il ragazzo, anche Valeria. Ah, come la chiami? La chiami Clara? Nuove tifose. Valerio, un saluto a tutti gli amici e amiche belline da un milanista che vi stima. Ciao Alberto, Guido Docet al Giro di Boa. Ci siamo capiti. Non è ancora per il Giro di Boa, eh? Diciamoci quello che è sicuramente, e poi Guido vi dirà la sua perché tra un po' ci raggiungerà, è sicuramente una partita che aveva un'importanza, lo lascerò definire a lui, non voglio mettergli parole in bocca che non sono le sue. Maron, pensavano che c'era un'infezione, la parigite. La paura del pareggio poi dopo. Kvaratskhelia, un abbraccio. Ivan, anche io credo che Gaetano potrebbe essere una bellissima sorpresa nell'anno nuovo. Vediamo, ragazzi, il ragazzo ce l'ha sicuramente, sembra che abbia anche personalità, c'ha una discreta fisicità, coi piedi ci sa fare. Anche lui qualche partita, qualche ritaglio di partita lo gli abbiamo visto fare ed è entrato anche bene. Questa non è un'annata, cioè, poteva e sarebbe dovuta essere un'annata di ricostruzione, di rimettiamo tutte le cose insieme, capiamo quali sono poi i giocatori che possono creare l'impianto per il futuro. No, l'ho dovuto dire e lo devo ripetere, quest'anno bisogna azzannare, Spalletti ha detto sbranare, chiamatele come volete, mordiamo le caviglie. No, le caviglie sono le nostre, se non ce le riescono a mordere e noi corriamo in avanti, dai fino in fondo Napoli, fammi impazzire oltreoceano che e la chiamiamo vittoria. Gol di Camilla, chiamala vittoria. Dimentichiamo che esiste l'avversario, non ce lo dimentichiamo assolutamente. Prima di questo il polacco aveva segnato 7 degli ultimi 8 gol con il piede debole, la classe. Vabbè, ma lui è ambidestro assolutamente. Sono fiducioso sulla sosta, le altre devono aggiustare, noi possiamo aggiungere. Magari, Carlo, magari aggiungere. Chiamala Anghissà. No, ce l'ha detto. Aida Maria, che è bellissimo come nome, c'è il fiocchetto rosa, c'è il cuore azzurro e non possiamo chiedere di più. Purtroppo nella scorsa live sono uscito, me la sono rivista tutto, ma tu hai detto che dovevi dirci qualcosa per la live tutto aprire. Rincel, Paolo, lo dirò, come tutti poi sanno, a fine live questa qua. Perché poi le tradizioni sono importanti e quindi non si può cambiare le carte in tavola. Ultimi 15 minuti, campanello d'allarme. Darion non è un campanello d'allarme, è sicuramente una di quelle cose su cui bisogna riflettere. Spalletti fa bene. Io credo che gli abbia fatto, credo che la cazziata possa essere arrivata a caldo, che poi Spalletti se le vive le partite proprio seriamente e l'ho sentito urlare, l'ho visto con le braccia così chiedere che state combinando, senza alcun dubbio. Contemporaneamente però non devi nemmeno mortificarli perché questi sono esseri umani. Quindi Spalletti ha ricordato come prima cosa in conferenza che hanno fatto un inizio marziano, da marziani, hanno dimostrato, questo è stato il mio commento a caldo durante la reaction, di essere umani e di essere capaci di errori e di qualche distrazione ogni tanto. Per fortuna, e viva Dio, non ci ha tolto punti questa cosa qui, come un po' quella cosa di Meret che poi non ci tolse punti con il Bologna. Potrebbero essere anche questi segnali positivi. Te li prendi queste sbavature, te le prendi, le analizzi e conscio di questi pericoli che esistono, aumenti la concentrazione per le prossime partite. Adesso bisogna staccare la spina, poi aumenti la concentrazione e vi ricordate quella cosa che vi dissi, qualcuno se la ricorderà. Uno dei problemi del Napoli potrebbe stimare troppo il proprio compagno e dire vabbè, tanto sta Kim, tanto quello ci mette una pezza di Lorenzo, il robot. Ecco, stimare troppo il proprio compagno, essere troppo ottimisti potrebbe portarti a dire non la faccio la corsa in più.
Assolutamente, bisogna farla. Oggi abbiamo visto, tra gli altri, che anche Kim è fallibile e anche lui è capace ogni tanto di inciampare sul pallone, di avere quel microsecondo di distrazione. Ecco la corsa all'indietro magari di tutti i centrocampisti, un Dombele che ti fa la corsa e ti mette la cosa, Anghissà, lo stesso Lobot che spesso ci ha messo una pezza. Questo è importante, questo è importante. Non lo so come facciamo, sono già in difficoltà, Giacomo, sono in grandissima difficoltà. Continuano gli auguri a Camilla, ma devo ringraziare ancora Mario. Avete notato che Osimhen non va più in fuorigioco? Spalletti grande maestro. Ottima osservazione. Ottima osservazione. Dopo, insomma, gliene abbiamo dette di tutti i colori. L'abbiamo chiamato Osigioco o Fuorimen. Personalmente mi sono permesso con un po' di ironia a dire questa cosa qui, perché alle volte ci ha fatto veramente a bestemmiare in aramaico, ma ci sta più attento, evidentemente sta più attento, ed era un udinese che ha giocato anche alta in alcuni frangenti, quindi questo pericolo c'era. Bene, molto bene. Bene anche i compagni, perché ricordiamo anche che per mandarlo in fuorigioco significa che i compagni o stanno temporeggiando, stanno pensando anche a un'altra soluzione. Alle volte è colpa sua, alle volte possono essere anche i compagni che potrebbero lanciarlo prima, tanto lui è più veloce. Take your time, take your time, e ci arrivi e te li fai e te li freghi, come con De Viral, come con Smalling. Che bello. Sì, ma se si interrompe di nuovo chissà se succederà. Giocate da squadra, avete gamba, cattiveria, consapevolezza, giudizio, capacità di soffrire senza disunirvi, mentalità. Complimenti a 360 gradi, vedervi in campo è una gioia per gli occhi. Grazie Alberto. Perché non puntiamo su Frattesi? Bel giocatore, ha tanta qualità ma soprattutto fisicità, al posto di Demme, tanto comunque Diego non gioca, uno con diverse caratteristiche potrebbe trovare più spazio. Bel nome, Lionel, bel nome Frattesi sicuramente. Non credo che però il Sassuolo se ne voglia privare a gennaio, anche perché abbiamo già preso un Raspadori che loro avrebbero magari tenuto volentieri un altro anno. Difficile, ma questo è un bellissimo nome. Sì, l'abbiamo visto Fabio, l'abbiamo letto il post di Kim. Non abbiamo slot, se qualcuno va lì, ma sì, ma questo senza dubbio. Poi bisogna sempre riflettere anche sul fatto dei giovani, di alcuni slot che sono obbligati, senza dubbio. Di finirlo da marziani. Stefano, scrivi messaggi tutti insieme, perché altrimenti leggo cose che non si capisce. Perché non puntiamo? L'abbiamo letto bene nel gestirla. Mi sembrava di rivedere Sassuolo e Empoli dell'anno scorso. Aiuto, sarà un caso, ma dopo il Bologna Meret è migliorato tantissimo. Bravo, proprio quella partita in cui non ci portò via punti, però un po' di preoccupazione ce l'ha aggiunse, e mi sa che devo ringraziare Francesco Fucci. Da Barcellona Azzurra, in una partita vinta, gli errori non si chiamano errori, ma opportunità per crescere. Commento memorabilissimo, commento di spessore. Così deve essere, e mi rendo conto, non so quando si deve fare, perché a botta calda bisognerebbe poi lavorare su questi errori, su queste disattenzioni, su queste sbavature, però adesso perdi Zielu, perdi lo stesso Kim se ne va, quindi secondo me è il momento di coccolarli un attimo, fargli riprendere, fargli vedere anche la classifica. Guardate che belle cose che avete fatto, vi piace questa classifica? La vogliamo mantenere questa classifica così? Benissimo, allora andatevi a mangiare un gelato e poi tornate subito, perché dobbiamo un attimo riprendere subito la preparazione, dobbiamo ricominciare a 1000, giocheranno tutti, Spalletti deve fare proprio un lavoro di finissima psicologia. In questa settimana ho pensato tanto a te, Guido. A 4 partite dalla fine del giro di andata il Napoli scavalla quota 40, successo solo con Sarri, ritorno con Gattuso, incredibile. Raffaele, e tu sei uno di quelli che sta attento sui numeri. Questo però è un campionato ovviamente, ed è bello, lo sai, è importantissimo, non importante, è importantissimo analizzare i numeri, compararli con i numeri delle passate stagioni. Questa stagione in particolare presenta delle novità, delle variabili nuove. Il ricominciare dopo una sosta lunga è una cosa nuova, ritrovare dei giocatori, però
potrebbe essere in positivo o in negativo per tutte e due le situazioni, cioè per il Napoli o per gli avversari, perché il Napoli manda pochi giocatori, non sappiamo come ritornano. Alcune squadre ne mandano di più, ma potrebbero essere esaltati o essere in gran forma dopo il mondiale, oppure stanchi. Quindi dobbiamo veramente, è inutile probabilmente fare delle previsioni e sbilanciarci e dire ci fa bene, ci fa molto bene. Di sicuro quello che ci fa bene è staccare un attimo la spina adesso, quindi un po' di pausa e di riposo. Questo non c'è dubbio ci fa bene, perché li ho visti proprio al limite, proprio senza benzina. Il ritorno dobbiamo analizzarlo e lo analizzeremo. Frattesi già opzionato dalla Juventus, e allora leviamoci mano. Ma noi davvero possiamo fare 50? Angelo, vediamo un pochino. Non lo so. Cos'era che mancava la verticalità da Gattuso rispetto a questa da Spalletti? Si tratta solo di un aspetto mentale o c'è una differenza dal punto di vista tattico? Bella domanda, Raffaele. Con Gattuso si esasperava un po' di più la ricerca del gioco dal basso per far venire fuori gli avversari in pressing, e c'era questa richiesta qui, era una richiesta proprio, si vedeva proprio in campo che si cercava così. Questo Napoli è un po' più pericoloso in avanti, perché c'ha questi giocatori che puntano molto, Osi, Kvara, Lozano, questi qua li devi tenere a bada. Allora se ti muovi bene, poi si è sviluppato questo Lobotka, Zielinski, Anghissà a centrocampo, che è veramente difficile da arginare. I difensori mi sembrano che stanno capendo come devono far girare bene il pallone e trovare l'imbucata, ma non bassissimi vicino al portiere, un po' più in alti, ecco, un po' più in alto. Poi testa alta, e dovete guardare Mario Rui. Quando vedete Mario Rui che senza proprio guardare in avanti la passa all'indietro, allora capite che c'è un piano gara. Se invece lo stesso Mario Rui, che spesso la passava all'indietro, alza la testa per trovare dei filtranti, a scavalcare e a mettere in difficoltà i quinti e i terzini avversari, vuol dire che anche le caratteristiche dei giocatori che ci sono più adatte a questo calcio più verticale. Bene, direi proprio bene. Allora, tutti pronti? A 2 mesi di notizie atte a destabilizzare l'ambiente dobbiamo reggere compatti. Angelo, temo tu abbia ragione, speriamo di no. Io sarò pronto a pompierare l'impossibile. Il punto di vista tattico è che non ci sono portatori di palla, la palla viaggia veloce, Insigne e Fabio erano forti ma tenevano palla, Anghissà, Lobotka e Zielinski fanno il flipper. Mi piace, Federico, mi piace questa lettura. Uno che porta bene palla è Lobotka, ma la porta bene solo quando poi tutti gli altri sono marcati e non si può fare questo flipper, nel senso questi scambi, gli 1-2 e le triangolazioni. Lobotka lo fa solo quando è costretto a farlo. Un po' ce l'ha nelle sue caratteristiche anche Ndombele, per questo mi piace un po' meno. Però bene, si muovono proprio bene a centrocampo e si crea questo triangolo che ruota sempre. Molto interessante. In questa stagione anomala era fondamentale stare attaccati alla vetta alla sosta, arrivarci addirittura con potenziale 11 punti di vantaggio alla seconda, è davvero qualcosa di straordinario. Ragazzi, sono arrivati 300 like. Questa me la segno per dopo. Francesco, buonasera Salvatore, buongiorno Salvato. Comprare i migliori giocatori per vincere il campionato è da Juve. Comprare i migliori giocatori per vincere la partita è da Napoli. Semicit Giorgio Gabber. Bello. Mi piace. I like immediatamente. Fabian poi ce l'ha fatta vedere, però un po' di verticalità ce li ha fatti vedere i cambi di gioco, perché aveva il lungo e il corto. Ricordiamoci un po' tutto. Però in effetti la grande differenza in questo momento, con tutto il rispetto per l'ex capitano, è che Insigne in effetti tocca il pallone ma non punta subito l'avversario, non ti punta, non va dritto per dritto verso la bandierina, tenderà sempre ad accentrarsi. Oggi l'ho visto fare da Elmas, lo vedo fare da Kvaratskhelia,
c'è più quella voglia di andare dentro, andare proprio fino in fondo. Sì. Forse è bene che ancora non capiscono l'italiano, così leggono tutte YouTube. Forse è meglio sotto questo punto di vista, ma poi se le fanno tradurre. Ci sono già siti napoletani sul web che scrivono che Kvara non gioca perché l'hanno venduto. Stupidaggine, perché dei ladri dell'est sono picchiati, minacciati, Kvara il doping. Vabbè. No, vabbè, dobbiamo non dare veramente nessun. Mancano i like, e allora dai. Io non lo so, che devo fare? Devo scassare i piatti, devo fare. Non lo so, Ottavio, non lo so se KK si è pentito, sicuramente guarderà, come un po' tutti, guarderanno le partite perché poi sono rimasti affezionati alla città, ai tifosi e anche ai compagni che sono rimasti, se le guardano le partite. Lui, Insigne, Mertens sicuramente se le guarderanno. Adesso non sta attraversando un periodo super florido, KK ci fanno sapere, ma io non le sto guardando le partite del Chelsea, quindi non vi posso dire. Tiki Tuki Taka dice: guarda, abbiamo il flipper di Spalletti, ma c'è Brewer, ma tu mi avevi pure dato un caffè prima o sbaglio? Krim chiede scusa ai compagni su Twitter. Sì, amico mio, grazie prima di tutto. Sì, lo abbiamo letto. Anzi, ma me lo scrivo qua nel banner XG. Kim, guardate, allora, Kim chiede scusa. Così evitiamo che me lo dite tutte le volte. Allora, Antonio Pereira a 33 anni, tu lo prenderesti? Non lo so, è un bel giocatore sicuramente, ma non ce lo vedo l'ingresso di un giocatore. Cioè, se devi prendere un 33enne, devi prendere un 33enne che ha vinto, uno che ti svolta, che ti dà quella. Ragazzi, bel lavoro, bravissimi. Ma vi dico un paio di cose che non sapete. Una squadra che vince, eccetera, eccetera, e ti dice quelle piccole cose che non possono dirti i vari raspadori, che va benissimo, ma te ne vinto un anno, Kvicia non te li può dire, lo stesso Osi. Quindi sì, ho capito. E quindi nel momento in cui mi prendo lo spunto, Fabio, e dico sì, se dovesse arrivare qualcuno, uno che magari ha assaporato la vittoria e ti può dare qualcosa in più, anche dalla panchina. Ascoltatemi bene, anche dalla panchina, perché io non posso far finta di niente e secondo me l'impatto di un Ibrahimovic, anche che ha giocato pochissimo, l'anno scorso ha avuto il suo peso nel percorso del Milan. Uno che da infortunato, perché poi tra di loro lo sapevano che era infortunato, faceva quelle cose, gli addominali, si appendeva ai Sirigu, sì, però Sirigu ha vinto in Francia, credo anche, però non da protagonista. Non lo so se Sirigu rappresenta quel giocatore che dico io. Sicuramente fa bene perché è un uomo spogliatoio e sotto questo punto di vista fa bene, però non credo che abbia poi quello spessore. Cioè non l'ho visto stare in piedi vicino alla panchina finora, l'ho visto stare lì, probabilmente avrà dato tutta la tranquillità che serve a Meret, però per il resto dei compagni è un giocatore di campo, un giocatore che deve stare in mezzo al campo, con i piedi sul campo, che sa cosa significa prendere un calcio a inizio primo tempo, sa che significa dare una spallata regolare ad un certo punto, capite quello che intendo? Povero Delofeo, brava Angela, me lo hai ricordato, mi dispiace tantissimo per lui, siamo tutti con te. Brava Angela, sono sicuro al 100% che anche lo Stadio Maradona lo avrà applaudito, ne sono sicurissimo. Ha fatto veramente male vederlo in lacrime, lì si pensava alla caviglia, ma forse è qualcosa di più, perché ha sentito qualcosa evidentemente rompersi, non c'era stato contatto, quindi potrebbe essere qualcosa di tendini, non lo so, veramente ha fatto male vederlo in quelle condizioni.
Francesco Fucci, grazie. Che dici, Vale? Piotr è esploso definitivamente? È difficilissimo darti questa risposta, perché per me lo Zielinski di Gattuso, che arrivò a doppia cifra di gol e di assist, per me era esploso, cioè aveva fatto quello che doveva fare. L'anno scorso bene Zielinski all'inizio, poi si è un po' perso per strada, e ce l'ha detto anche Spalletti, quindi non è un'opinione mia, mi prendo l'opinione dell'allenatore. Adesso ha ricominciato molto bene, ma molto 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 bene. Ti posso rispondere a fine campionato se è esploso definitivamente o no, però poi a inizio campionato prossimo mi ripongo di nuovo il problema, perché Zielinski questo è, e onestamente io me lo tengo così com'è. Nel frattempo mi arrivano messaggi privati, dopo ne parliamo, Dariuccio, ne parliamo dopo. Anche noi ti vogliamo bene, Jacopo, e andiamo a recuperare tutti i vostri messaggi. Gennaro, facciamo i complimenti a Osi, migliorato tantissimo sia tecnicamente che caratterialmente, specialmente caratterialmente. Su Zielo abbiamo detto bravo, hai capito Francesco, così la penso. TVB futbolero, che ha scritto futbolero? Infatti il wifi in paradiso, qualche cosa che non serve, vabbè, voi dategli TVB anche se non me lo sono letto. Nato caffè, sino che facciamo fino a Natale, grazie Brewer. Allora approfitto della tua generosità e mi compro Lilli, perché Lilli caffè qua costa un occhio della testa, non so se è molto caro anche in Italia, ma qui proprio non si può fare, cioè ti compri la bistecca è una roba incredibile, quindi sì, vai. Ho preso il Kimbo l'altra volta e mi sto trovando bene, questo sapore di casa, però poi ci sono anche degli altri caffè colombiani e cubani che mi fanno divertire molto. L'importante è la macchinetta, fondamentalmente. L'hanno applaudito e lo sapevo benissimo. 10 like, datemeli subito. Come lo vedi quel periodo dove hanno preso 2 gol addormentati? Mi preoccupa il futuro, anche se sono ottimista lo stesso. Partenopeo, ne abbiamo parlato già, te lo ripeto immantinentemente, somiglia un po' allo staccare la spina che è successo con il Liverpool, perché ti eri reso conto che non stavi più subendo 4 gol e che quindi avevi fatto il tuo dovere. Un po' oggi, dopo il 3-0, ti rendi conto che hai fatto il tuo dovere. Il 3-0 è simbolico, perché Spalletti ce lo ha detto proprio, ce lo ha indicato, come se non fai 3-0 stai sempre in apprensione. È arrivato il 3-0, un po' si è staccata la spina. La spina si stacca ed è difficile riattaccarla, sapete perché? Perché c'è pure la stanchezza mentale, la stanchezza fisica di quanto fatto finora. Ecco spiegate i 2 strafalcioni finali. A questo, più che la preoccupazione per il futuro, per queste 2 cose che non dovrebbero accadere più, perché si ricomincia e non ci sarà quella stanchezza lì, io ho paura della paura mentale che è subentrata dopo il secondo gol, perché ho visto la paura addosso, ho visto giocatori che la tiravano in avanti a casaccio, più lontano possibile. Comprensibile assolutamente, però qual è il Napoli che noi abbiamo esaltato? Il Napoli che sotto di un gol si mette sotto e ti rimonta e fa il suo calcio. Il Napoli che nonostante in vantaggio fa sempre il suo calcio, e quando fai il tuo calcio, e ce lo dice il nostro allenatore, quando fai il tuo calcio e tieni tu la palla, è quella la migliore fase difensiva. E questo che è un pochino sparito negli ultimi 10 minuti, invece di far girare il pallone che metti in difficoltà l'Udinese che ti deve rincorrere, sei andato in affanno, gli hai permesso le pallate, e lì con le pallate può capitare l'imponderabile, passa un palombo, passa un piccione, ti devi alla palla e senza sapere né leggere né scrivere ti hanno fatto 3-3 e diventava una tragedia infinita fino al 2023. Allora Spalletti tocca dire, ragazzi, che se no, bravo, bisogna aumentare, 3-0 non basta più, vi ricorda, bravo, dovrà usare questa partita. Che bello poter usare questa partita con l'Udinese come esempio. Vi ricordate la partita con l'Udinese che stavamo 3-0 e dopo il 3-2 vi siete cagati in mano? Benissimo, perdonate il linguaggio da trigli. Francesco Fucci, vi ricordate quella partita? Dobbiamo arrivare 4-0, sempre cattivi, anche perché il Napoli li poteva fare. Attenzione, mi preme sottolinearlo che il Napoli qualche gol se l'è mangiato dopo,
l'azione con Anghissà che è andato fino in fondo e nessuno tirava, il tiro così, il tiro di Os. Contributo Perilli, a un napoletano non deve mai mancare il caffè. Un abbraccio gigante Francesco. Ci stiamo divertendo anche con il fantacalcio, ma quelle sono altre storie che non ci interessano. Io giocatori del Napoli non ne ho e non li voglio avere. Certamente, per come abbiamo detto, per le altre squadre questa partita potrebbe togliere un po' di certezze difensive. Bisogna migliorare e lavorare. 2 super parate di Silvestri. A casa noi prendiamo Motta caffè da macinare, ottimo. Vedi, sono consigli che apprezzo, e i 300 like pure li apprezzo. Bene, poi si arriva a 500 nel post live, perché lo so che ci sono dei miei eroi che tengono il che fare. L'ho letti qualcuno nei commenti, tengo il che fare, ci vediamo bene, e ve la recuperate dopo e siete i miei eroi, perché non posso. E il footballero non sono... L'anno scorso è stato vinto, non ho capito che sta scrivendo, me lo sono perso più volte. L'emblema del rosicamento è tra noi. Aspetta, fammi vedere il football. Ecco qua. Forse vince solo il Milan, Inter e Juve non vincono, e il Milan è una squadretta. L'anno scorso ha vinto solo perché lui le ha regalate le più forti. Devi usare le virgole, perché altrimenti non riesco a capire niente. Bisogna usare le virgole. Ha riaperto il campionato verso la fine. Infatti sul 3-0 volevo il quarto per stare tranquillo, ma che bello al fischio finale, mi sono dovuto andare a fare una doccia. Io alzo le mani perché non bevo caffè, eppure va bene. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo, così. Ma noi siamo da 8° posto, le varie griglie e grigliate. La differenza è che quest'anno non ci sono costati punti, e sicuramente l'anno buono. Giovanni, io non riesco a dire è l'anno buono, perché altre volte l'ho sentito dire. Questo è l'anno buono, questa è l'annata migliore, questa è la scuola migliore della ogni volta l'ho sentito dire tante volte. Quello che mi piace quest'anno è che non vedo un padrone, perché l'anno scorso io lo vedevo il padrone ed era l'Inter, ed è poi crollata, proprio clamorosamente crollata l'Inter. C'era il padrone. Noi siamo stati là, abbiamo fatto un campionato molto simile al Milan. Il Milan poi ha avuto quel qualcosina in più. Quando noi siamo venuti meno abbiamo fatto quel mini crollo. Quest'anno non vedo il padrone, nel senso, la Juve ha una grandissima rosa, però sono andati in grande difficoltà e giocano malissimo. Il giocare malissimo non significa niente, perché puoi tranquillamente vincere anche se giochi malissimo con gli specialisti. L'Inter ha una grandissima rosa e stanno lì, se la devono giocare loro perché hanno giocatori più forti, però hanno staccato troppe partite, hanno perso troppe partite, hanno perso terreno, e adesso si devono affannare per sicurare, to secure il posto nei Champions. Il Milan sta lì perché viene da campione d'Italia e quindi ha accumulato quell'esperienza così, però ogni tanto pure loro ci stanno dimostrando delle cosucce. C'è il ritorno della Lazio, c'è il ritorno dell'Atalanta, che adesso pure sta avendo un momento di difficoltà. Non c'è un padrone. Forza Napoli, che non hai niente da nascondere. Non bisogna nascondere, bisogna provarci a tutti i costi. Bisogna crederci a tutti i costi. Sapete perché? Perché chi lo sa l'anno prossimo, chi lo sa l'anno successivo cosa succede. Vogliamo farlo, Napoli? Vogliamo essere più forti di tutti, di tutte le squadre. Lo stiamo dimostrando in questo momento di essere più forti di tutte le squadre. Essere un po' più forti anche degli infortuni, della sfortuna, dei pali, delle cose varie, degli arbitraggi. Possiamo esserlo? Ci proviamo, perché vedo dei giocatori che sono freschi mentalmente, non hanno retropensieri. Questo mi piacerebbe molto. Sono volati di VB al footballero e se li prende. Sul 3-0 vi è stato egoismo, le palle gol senza scaricarla più libero, erano tranquilli, sembra assurdo, ma è la doppia fatica della panchina, dove chi entra potrebbe voler strafare e viceversa. Considerazione interessante. E Alessandro Ludovico Stresa, che non può rimanere, ma lo dice lo stesso senza nemmeno doverlo dire. Un bacio.
e comunque Zanetti è più forte di Calabria. Detto tra di noi, non mi è piaciuto Politano che si è preso la rimessa. Sì, l'abbiamo detta quella cosa lì doveva lanciare Osi e la chiudevi. Ho visto i fantasmi del passato nelle loro facce, un po' di paura, l'abbiamo vista, un po' di cacchetta addosso. Mi sono fatto la rasta per questo Napoli. La rasta? Forse è quello che si auguravano. Noi dobbiamo crederci non per quello che dicono i giornalisti, ma per quello che abbiamo visto in campo. Grazie mille Nello, apprezzo tantissimo. I numeri sono quelli che sono e rispetto ai numeri degli iscritti, perché io poi lo so che molti non si iscrivono, non so perché, ma lo so perché YouTube mi fa vedere le statistiche dei video, so che c'è un chunk di un buon 60% di media che si guarda i video, quindi si fanno le visualizzazioni, ma non sono iscritti al canale. Vabbè, non fa niente. A me l'importante è che il video ha un valore, nel senso che quando posto un video c'è la curiosità di sentire che cosa ho detto, c'è la voglia di vedere se ho sbagliato qualche cosa, e questo fa tutto piacere. Poi dopo quei numeri così impossibili non si raggiungono se non spacchi i piatti e se non dici parolacce in una continuazione, ma va bene così. Jacopo, sbaglio sempre. Io ho una mano alzata, vorrei anche se Elmas non è il mio calciatore preferito, non voglio negare la realtà, le partite ben giocate, io non sono tranciante con i miei eroi. Bravissimo, è così. È più facile essere tifosi, che non ti rimane l'urlo inganna, il famoso urlo inganna, perché hai un giocatore che proprio non ti piace, che gliene hai detti di tutti i colori, poi segna lui e che fai? Però invece è importante, si vive meglio. Si vive meglio senza dubbio. Peppone! Mamma mia, Peppone. Lo so, ci vuole un po' di tempo. Ci calmiamo domani. Io sto ancora pure io in forte adrenalina. È andata bene, così va bene, però speriamo alla ripresa dei giochi di non dover soffrire così, perché non si resiste. Non si può resistere. Sono un neo iscritto. Benvenuto, Matteo. E voglio farti i complimenti per il tuo canale e la tua community bellina. Fai un lavoro eccezionale con simpatia, onestà intellettuale e profondità di pensiero. E questi sono i complimenti più belli, Matteo. Ti ringrazio tantissimo, spero sempre di soddisfarti. Grazie mille. Abbiamo raggiunto i 42 punti, ci siamo salvati. Penso che per salvarsi ne servono anche di meno, perché sono proprio scarsi. Ti piace Meite della Cremonese, come dice chissà, molto simili? Sì, non mi dispiaceva Meite né al Torino né al Milan, né adesso sta alla Cremonese. È un giocatore che secondo me può fare il vice chissà, sicuramente, assolutamente, ma non scandiamo la forza di questa squadra. Chi un signore, manca tanto Amir, forse si sente più lui che Kvara. Come mancanza, si sente più la mancanza di Amir che Kvara. Demme non gioca, io ricordo un Demme Corrino superiore a questo Ndombele, sincero. Elmas va rivalutato, tanta roba. Sì. Importante sono più le views. Sì, sono d'accordo, Luigi. Io sono proprio soddisfattissimo. Non te ne andare mai dal web, ti prego. Ma Paolo, io sono troppo affezionato a tutti voi. Ho cominciato questa avventura nel periodo tremendo della pandemia, dove la musica si era fermata e quindi avevo tanto tempo a disposizione per farlo. Ho sempre avuto questa passione un po' di parlare di calcio, di parlare del Napoli con i miei amici. Ho esteso questa cosa al web e adesso che però sono tornati gli impegni lavorativi, io dovrò ritagliare sempre. Ogni tanto vi può saltare un video, può saltare una giornata, e sapete, Fabio, benvenuto. E sapete che mi sento in colpa, ve l'ho detto più volte, se manca un video, se voi riaggiornate la pagina, non trovate la notifica e vedete che non c'è il video, sappiate che c'è un Valerio in colpa dall'altra parte dell'oceano. Però faccio il possibile e ci dobbiamo divertire. Ci dobbiamo divertire sempre.
durante la partita memavo con mio fratello su Kim. Il meme consiste in lui che dopo la partita per ogni errore si flagella. Dopo aver letto il post mi sto preoccupando veramente. Ma è molto carino lui, c'era da aspettarselo. Crederci, state a 41 punti con un distacco minimo di più 8 sulla seconda. Al massimo sarà chi è secondo che dovrà crederci. Non potete più nascondere, dovete vincerlo per forza. Sì, siamo d'accordo. È chiaro che quelli che vengono, se ce lo diciamo tra di noi è un conto, quelli che ce l'ha detto Spalletti, ragazzi, Spalletti per fortuna quest'anno, oddio, secondo me era chiarissimo anche l'anno scorso, ma è ancora meno sibillino, se vogliamo. Ci dice proprio le cose come stanno. Quelli che ti fanno i complimenti, che non sono dei tuoi, ti vogliono far cadere, ti mettono più in alto, perché così quanto più in alto stai, appena cadi ti guardano e dici sei caduto. Ma fa parte del calcio, e se noi ragioniamo su quando poi non eravamo protagonisti, la stessa cosa succedeva da parte nostra, quindi niente di strano sotto al sole. Noi dobbiamo impermeabilizzare i giocatori perché potrebbero sentire la pressione, però finora ora abbiamo visto un po' di paura finalissima in questa partita qui, stanchezza, aver raggiunto un obiettivo che non è una finale, però era un obiettivo. Finora però hanno reagito bene alle difficoltà che ci sono state, quindi il Napoli non è una squadra perfetta. Ecco, cerchiamo di essere chiari, il Napoli non è una squadra perfetta. Abbiamo fatto delle partite perfette, abbiamo intravisto dei momenti di perfezione in tutti gli effettivi del Napoli, perché Meret ha fatto delle grandi parate, Di Lorenzo il robot che fa comunque delle cose incredibili, ci piace Rachmani, ci piace Kim, ci piace Olivera e ci piace Mario Rui, ci piacciono Anghissà, Lobotka e Zielinski, ci è piaciuto ogni tanto anche Ndombele, ci è piaciuto Elmas, ci è piaciuto Gaetano Zerbi, non l'abbiamo visti poco, Kvara ci è piaciuto, ci sono piaciuti Simeone e Ndombele, Simeone e Osimhen e Raspadori, Lozano e Politano hanno fatto delle cose straordinarie, quindi ognuno di loro ci ha veramente soddisfatto al 100% a turno. Ora, se ci soddisfassero al 100% sempre, tutte le partite, tutti i giocatori, ci troveremo di fronte ad un unicum che non è possibile nella storia della vita, nemmeno dello sport, ma della vita. Quindi nel momento in cui qualcuno ti viene meno, qualcun altro ci deve mettere una pezza. Questo è quello che ho visto di questo Napoli, che ci soddisfa e ci dà la soddisfazione di goderci il percorso. Se si continua così, molto bene, perché quelle che stanno dietro, se noi continuiamo a mettere la pezza e teniamo un bel ritmo, quelle che stanno dietro si devono affannare, ed è giusto. Ed è giusto così, perché noi ce lo siamo meritati questo vantaggio, non è che è arrivato a caso, a casaccio, ce lo siamo meritati. L'urlo inganna. La rasata, la rasta, Nicola, pensavo di aver fatto i capelli rasta e le dicevi grazie, perché così mi togli un dubbio. Torre Falanga o sbaglio? Torre Falanga. Abbiamo dominato in campo per 80 minuti, anche se fino al 55esimo gli XG erano pari. Fortunatamente Kim si è ravveduto, Elmas la controlla di sola e scarsa. Fai bene a ricordare anche il gesto tecnico, perché poi di Elmas abbiamo sempre esaltato anche le cose che si vedono di meno, le cose un pochino meno vistose, le cose, l'aiuto alla squadra, la capacità di rientrare, il giocare semplice che è meno vistoso, che non ruba l'occhio. Ha fatto una cosa, è anche generoso dire ha fatto una cosa alla Kvara, ma è il nuovo modo anche di fare i paragoni che a Napoli in questo momento ci sta, perché Kvara ti ha fatto vedere subito quella cosa. Quando Kvara faceva quelle cose, diciamo, ha fatto una cosa alla Pocio, però tirando meglio in porta. Abbiamo visto una cosa di Elmas alla Elmas, perché poi è una cosa sua che lui fa nella sua nazionale e fa spesso. Puntare alla porta, dribbling secco, scontro, dribbling e tiro che anticipa il portiere. Che meraviglia, che meraviglia. Io seguo solo te e Amsim, che è un grande juventino, che rispetto per le sue analisi, questa community che hai costruito e fatta di tifosi con una spanna in più, ed è tutto merito tuo, grazie. Francesco, io ringrazio voi, perché poi da solo posso fare parlo e non succede niente. Si crea automaticamente
tra chi ha voglia di approfondimento, un'unione indissolubile, la voglia di chiacchierare sempre tra di noi. E mi dispiace, per esempio, una cosa che dico a tutti quelli che sono online, mi dispiace non poter con più continuità rispondere a tutti i vostri commenti sui video che registro, perché molti sono interessantissimi e credetemi, li leggo, cioè non vi scoraggiate. Molto spesso non ho il tempo di rispondere perché, sapete, mi seguite su Instagram, la vita aumenta come impegni lavorativi, eccetera, eccetera. Però io sono veramente soddisfatto, vedete, mentre parlo, metto le cuffiette perché già sapete cosa sta per succedere. Sono veramente soddisfatto della community e della voglia di crescita e di approfondimento di una tifoseria che forse pure sta crescendo. Qui. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio e buonasera a tutte le moderatrici e moderatori. In privato ho finito oggi, ho finito con i saluti. No, è perché ci rimaniamo malissimo. Perché è un gesto di protesta. Educata. Io odio le frasi fatte, anche quando c'è la mia solidarietà, cosa... Per quanto ormai dormo un'ora e mezza, 2 a notte, perché sto finendo questo lavoro immane. Premesso che, vabbè, mi hai fatto questa domanda, a questo punto per educazione ti rispondo. Nacque per intuito, per tante ragioni, questo salutare ogni volta una categoria diversa, ma mai per prendere in giro tutt'altro, viene da un insegnamento di mia nonna, già l'ho detto l'altra volta. Però mi sono preso una pausa, una settimana, perché ero parecchio dispiaciuto, indignato per quelle immagini che impedivano la scarsa organizzazione logistica dello stadio, impediva la visuale alle persone, diversamente abili. Nonostante, i super impegni, il calcio non sia fonte di retribuzione, comunque mi sono informato con grandi difficoltà, perché c'è una totale... La parola esatta sono un'altra, poi te la dico in privato, una totale reticenza nel calcio italiano a affrontare questa tematica, cioè l'unica società che rende disponibile questi dati è il Torino, nonostante ci sia una legge che dia dei vincoli in base alla capienza dello stadio per i posti per legge disponibili per le persone diversamente abili, però le società tendono a non darti queste informazioni. Come è stato risolto il problema al San Paolo? Parentesi, risolto il problema non è una frase di Guido Gentile, non mi permetterei mai, è evidente che per loro il problema è stato risolto eliminando i posti per quelle persone, e quindi adesso si è ritornati all'antico, si è ridotto a 40 i posti disponibili, non ci sono più quei posti, quindi non li possono manco più acquistare, prenotare, eccetera. Quindi il problema è risolto. Lo trovo... Non mi interessa essere primo in classifica se non sono primo in classifica anche per civiltà. E quindi, siccome è una cosa che mi indigna profondamente, perché facciamo tanti corsi per l'ordine dei giornalisti, ho finito i miei crediti anche quest'anno, ma per me vale una grande regola che non è solo per l'ordine dei giornalisti, ma per tutte non solo le professioni, è che è fatta salva la dignità dell'individuo. Non mi sembra che è fatta salva la dignità dell'individuo in questo caso. E quindi io non voglio salutare nessuna categoria di lavoratori questi settimane, non per mancanza di rispetto ai lavoratori, perché la risoluzione è stata questa: togliamo questi posti, così non ci dobbiamo preoccupare di far vedere la partita alle persone che stanno sulla carrozzella. Non lo trovo giusto. Hai fatto bene a sottolineare. Scusatemi, perché dopo il video che anche tu postasti, e non è una critica a te, questa notizia è sparita. Allora anche quella, non è riferita a Valerio, anche il video che qualche trasmissione ha rilanciato, a questo punto diventa cannibalismo, non diventa voler approfondire una tematica. Se poi tu non segui a indagare come effettivamente la società, il comune, perché poi ovviamente siamo in Italia, non è responsabilità mia, infatti non è responsabilità quella, no, è lui come si chiama, sì certo, anche il comune,
Però il fatto che in Italia ci rimpagliamo le responsabilità, no? Crolla un ponte, no, ma erano quelli, la manutenzione, così c'è sempre questa scusa, no? L'incidente ferroviario, no, ma era il capostazione lì. Allora siamo costantemente in emergenza, siccome non è un'emergenza, uno stadio quello è, una partita quella è, c'è una legge, perché ovviamente non possono essere stessi posti per uno stadio di 15.000 posti come San Siro che ne ha 82.000, no? Chiusa qui. Bene, passando al campo, cioè, in privato avevo scritto a Valerio set point durante la settimana. Ecco, questa è la cosa che volevo farti dire. E fortunatamente non abbiamo avuto ai nostri danni la palla break, perché la vittoria di oggi è molto importante per gli amanti delle statistiche. Mai in tutta la sua gloriosa ma poco scudettata storia il Napoli aveva vinto 11 partite di seguito, sicuramente mai nel campionato a 3 punti con 20 squadre, e mai una squadra di Serie A ha vinto le prime 13 partite su 15 che non fosse la Juventus. Ci è riuscita la Juventus 4 volte in tutta la sua gloriosa e molto più scudettata, e quindi insomma pesa anche di meno storia, parecchio più scudettata del Napoli, infinitamente più scudettata del Napoli. E quindi adesso c'è una sola squadra dopo la Juventus che è riuscita a vincere 13 partite su 15 delle prime 15 giornate. Sono comunque un record che non ti porta alla vittoria, non ti porta a vincere la Coppa. Oggi non c'è stata nessuna finale, nessuna premiazione, finiamoli con questi luoghi comuni. Però chiaramente gli almanacchi sono fatti anche di questi traguardi parziali. Partita importantissima perché il nervosismo che c'è in Italia è tangibile ed è direttamente proporzionale ai numeri delle pagine che vengono destinate alle altre squadre che invece non vengono destinate a Napoli. No, 8 pagine, le prime 8 pagine su Tutto Sport alla Juve ci sta bene, ma che lo facciano anche altri giornali, con una squadra che è prima in classifica, con merito, tanti commentatori, tante cose che si aspetta, si spera, la sconfitta, si citano rimonte, c'è nervosismo, e intanto poi analizziamo la partita. Tu hai vinto e domani ci sono 2 scontri diretti e mezzo. Per me la Fiorentina non è una sorella, vedremo se domani toglierà punti, e non è un gufare, vedremo se toglierà, però è chiaro che se l'Atalanta dovesse perdere sarebbe la terza sconfitta in casa consecutiva, la terza sconfitta consecutiva e la quarta nelle ultime 5 gare, tante, troppe. Chiaramente se dovesse perdere l'Inter sarebbe la sesta sconfitta totale, tante in un campionato. Un pareggio non è disdicevole in uno scontro diretto, ma un pareggio con un Napoli che non ha perso punti diventa quella famosa, quando ho detto, quel canyon che si allarga. Stesso discorso per Lazio-Juve, che hanno perso di meno, però significherebbe frenare questa rincorsa, e quindi i problemi, in questo caso possiamo invece utilizzare questa parola rispetto all'episodio del San Paolo, sono tutti loro. Napoli oggi mostra tutti i pregi e tutti i numerosi difetti che ha questa squadra, a partire che sarebbe anche il caso adesso che le rimesse laterali non diventino un problema di gioco, che addirittura rischi di dare un'azione agli avversari. Noi battiamo tante rimesse, ma ogni volta sudiamo freddo, non possiamo sudare freddo per una rimessa laterale. Ho visto meno giocatori proporsi, cioè, sì, si proponevano di meno, si facevano vedere di meno. L'Udinese è di gran lunga la squadra che ci ha fatto l'impressione migliore, più del Sassuolo, perché il Sassuolo è la squadra in questo 15 giornate che ha affrontato il Napoli, quella che ha giocato il calcio migliore di tutte. A sprazzi può essere qualche minuto la Lazio, il Milan, cioè, ma nettamente. Infatti una partita così bella fino adesso non l'abbiamo vista, speriamo di vederle tante partite, ma l'Udinese ha molto talento. È vero che era un 5-3-2 per tutto il primo tempo, molto basso, molto aggressivi, uomo su uomo, però non è un uomo su uomo all'Atalanta, perché la capacità di uscire fuori dalla catena del Napoli, di andare in porta con talento e velocità, invece era estremamente incisiva. Quindi l'Udinese ha difeso basso, ha difeso con aggressività, ha difeso con una
grande controllo degli spazi, ha difeso basso anche sul 2-0, però ti dà l'impressione di poter segnare. Secondo tempo invece ha alzato molto il baricentro, il Napoli, e poi vedremo non solo la classifica dei falli, cioè, ha perso tutti i contrasti, anche Anghissà, delle azioni dove abbiamo avuto, diciamo, qualche pericolo, nate non per esempio dal gioco, dal fatto che Napoli fisicamente soffre con tutte, a dispetto dei luoghi comuni, è cresciuto la fisicità, però se uno poi va a vedere i dati, ma va a vedere la partita, abbiamo sofferto molto questo aspetto, a prescindere da passaggi sbagliati, scellerati di Lorenzo, benissimo in difesa, attento, puntuale, tempestivo, ha tolto le cascaglie dal fuoco in 2 occasioni, ma malissimo in attacco. Sul 11 contro 10, con la squadra tutta territorialmente nella metà campo principale, tu hai regalato una palla all'avversario e hai costretto Juan Jesus a una munizione d'obbligo, no? Non cattiva, però gratuita. Male Napoli, qua ci deve spiegare il mister, e non era stanchezza, ha letteralmente staccato lo speed. Abbiamo cominciato a vedere, e la cosa che vi ho detto più volte quest'anno, quando scende sotto ritmo il Napoli prende gol, e prende gol con una squadra molto ben organizzata. Se questo Udinese avesse un Cavani giovane, occhio, andrebbe in Champions. Ma mi ha dato veramente una buona impressione, cioè tutti sapevano cosa fare. Un applauso a De Rufeo, io spero che non sia il trend di Achille, perché tutti i replay hanno fatto vedere che non sembra, lì veramente potrei sbagliare, fino ad oggi, da quando ci siamo visti, per esempio sugli infortuni ci ho sempre preso, purtroppo per esperienza, i vari replay ci hanno fatto vedere che effettivamente lui non è stato proprio toccato da Elmas, infatti non si è toccato, non è ginocchio da quello che sembra, perché non c'è stata una distorsione. Speriamo che non sia il trend di Achille, perché sapete io sono sempre contro gli infortuni di qualunque giocatore, di qualunque squadra, non lo ritengo quella la strada per vincere, no? Sperare che gli altri si facciano male. Tornando, diciamo che Napoli poi letteralmente nel panico, non abbiamo mai visto buttare palle in aria, male, molto male, in maniera totalmente ingiustificata, nel senso Napoli è andato sotto ritmo, ha preso un gol e poi è entrato nel panico, ha preso un altro gol dopo 1 minuto e mezzo, e non esiste che tu hai dominato un gran gioco, che Napoli sia, questo è un suo difetto, che sia sciupone, che non abbia fatto il quarto gol, che ha gigioneggiato, lo sappiamo, l'ha fatto per tutto il campionato, però non l'abbiamo mai visto andare nel panico, eppure ha tenuto botta con il Milan a San Siro, con squadre, ci sono state delle vittorie, non quelle vittorie sporche, queste parole, questo qualunquismo che continuiamo a buttare, delle vittorie toste, sofferte con avversari fisicamente in palla. No, il Napoli negli ultimi minuti non è stato mai, Napoli non ha rinunciato a fare azioni, anche Politano che aveva campo aperto, era un 2 contro 2 che lascia scorrere con la palla, non va bene, cioè devi puntare all'avversario, ma le cavate ti vai a prendere un angolo, non devi dire vabbè guadagni 30 secondi, no, non è quella la filosofia, guadagni 30 secondi, la filosofia, e chiudo, cioè Napoli quando ha tenuto sempre bassa l'Udinese, alta, ha avuto meno problemi tranne qualche contropiede, il primo tempo sono stati 3 contropiedi, quando si è abbassato il Napoli con la qualità, di nuovo complimenti a questa squadra, i problemi ci sono stati perché l'Udinese non era una partita trappola, citando il mister, non è la partita storta con la squadretta che un tiro, un gol della domenica, è una squadra che sa giocare a pallone, c'ha qualità davanti, è chiaro, molta qualità, però si è vinto. Chiudo, io non sono per nulla filosofo della scuola, che bella la pausa mondiale, questa pausa mondiale a Napoli va malissimo da tutti i punti di vista, ma proprio, anche perché adesso non ci sarebbe, va proprio malissimo. Secondo me loro hanno finito la benzina e si dovevano fermare, perché Guido qua arrivavano, secondo me stavano per arrivare alle sconfitte, perché non
ti può capitare la partita in cui l'errore di Meret non è decisivo, la partita in cui la sbavatura di Kim non ti porta al coso, ma secondo me Lobotka sta cominciando a sbagliare passaggi. Di Lorenzo ha finito la benzina, secondo me Di Lorenzo ha finito la benzina anche legittimamente, perché noi non dobbiamo vedere quest'anno i minuti, l'anno scorso quello che ha giocato l'anno prima quello di Ancelotti. Sì, non così lunga almeno, Valerio, troviamo una strada di incrocio tra noi due. Sì, forse hai ragione, un attimo di break proprio fisico, psicologico e di scorie. Non citerò un giocatore che indossa la maglia numero 7, non mi interessa fare polemiche con i colleghi, eccetera. No, perché è imbarazzante. Sono contento di non raccontare bugie o stupidaggini, quando dicevo noi abbiamo bisogno invece che non lo nomino, ma non lo nomino per rispetto al ragazzo, eccetera. Perché poi tra l'altro se gioca male è peggio per noi, no? L'abbiamo pienamente recuperato di testa, perché di gambe ha sempre detto Spalletti, si allena sempre a 1000, quindi non aveva la gamba pienamente. Oggi ha fatto un gol, mamma mia, ma tra l'altro con una leggerezza, come si è poi riaggiustato la palla e poi sul palo del portiere, ma per cercarlo di spezzare. Ragazzi, quello è un gran gol. Se lo fa Dybala ci rompono le scatole un mese, se lo fa Dybala nella Juve ci possiamo chiudere, si parla solo di quello per 8 mesi, cioè, perché poi il potere mediatico lo sentiremo. Allora, quindi nel frattempo avevo raccolto un po' di messaggi, fate partire adesso tutte le domande, andiamo a raffica. Egregio dottor Gentile, sempre un piacere sentirla. Secondo lei c'è stato un cambio di mentalità per la perdita dei fantasmi del passato oppure per tecnicismi associati alla percentuale realizzativa? No, la percentuale realizzativa è un po' salita negli ultime 2 partite, no? È un po' migliorato. È migliorabile. Poi secondo me c'è una concausa di cose. Si è tremendamente sottovalutato oppure no, cioè, lo scudetto non vinto, perso, quello che volete, i famosi 91 punti. Tra l'altro Koulibaly le ha detto, ci sono giocatori che poi hanno rilanciato la sfida, ma il Napoli ha terminato la sua sfida con quella scellerata partita con l'Atalanta, dove le abbiamo viste di ogni, e soprattutto dovete considerare che veramente ma come capita a ciascuno di noi, no? Ci possono essere degli episodi che sono la classica goccia che fa traboccare il vaso, e dopo si è andato di inerzia. È facile dire Gattuso out, queste cose qui, però sono successe tante cose nel corso degli anni. Vari giocatori avevano non solo la curiosità, la voglia, l'ambizione di essere allenati da Ancelotti, ma con quella partita arbitrata malissimo è finita proprio non un sogno, è finita proprio la percezione che tu possa fare qualcosa. E allora lì, anche se manca un terzo del campionato, era giusto secondo me incominciare il rinnovamento. Non lo potevi fare perché poi Napoli quel girone fece 21 punti con Ancelotti, 24 con Gattuso, e poi non siamo andati nonostante un buon girone di ritorno. E quindi come la Juve sta avendo difficoltà a ritornare a vincere, figurati una squadra che non ha 50.000 scudetti alle spalle. Quindi è chiaro che è cambiata, perché rispetto a quella squadra pochi sono, che è rimasto Zelinski, Mario Rui, sono pochi gli elementi, quindi ci sono delle persone nuove che non hanno vissuto determinati traumi, sicuramente stanno imparando tante cose del calcio italiano, però da un punto di vista proprio del peso che tu ti porti sulle spalle. Da un punto di vista dell'allenatore, di solito il secondo anno di ogni allenatore dovrebbe essere quello dove determinati meccanismi ormai sono un po' più rodati e tu puoi dare il meglio, no? Su un triennio, forse come le vere saghe, no? La saga del Padrino, il secondo episodio è quello più bello, quello più maturo, quello più coraggioso. Il secondo episodio di Guerre Stellari, L'impero colpisce ancora, è quello più bello. Prima era così, no? Allora, facendo forse questo anche il Ritorno al futuro, il secondo è il più bello. Esattamente, prima era così, adesso
siccome le devono diluire, tra l'altro il terzo episodio lo dobbiamo dividere in 2 perché è troppo lungo, non sono più trilogie ma tetralogie, cioè. E queste cose stanno almeno per una componente non importante, non residuale, però non trascurabile di pubblico, sono scemate, no? Di un certo nervosismo che è stato figlio di anni dove si sono sopportate cose indicibili, no? Quello che sta uscendo fuori da un punto di vista dei bilanci, anche delle società giovanili, che è una società imbarazzante, no? Però tutto, quindi sono tante componenti e poi ci sono dei ragazzi che hanno qualità. Cioè io ho sentito l'intervista e chiudo perché sennò sono lungo, di Juan Jesus. Cioè calcisticamente uno dice Guida, ma però non ha detto nulla ma non è quello, noi siamo prima di tutto esseri umani. Io ho trovato una persona di uno spessore umano elevatissimo. Cioè sentir dire mio figlio non ha detto prima si è imbarazzato, però si è stupito di vedere da dove viene suo padre, cioè la città di provenienza, i quartieri, quella è la casa dove cresceva, e lui ha detto è importante, cioè non solo non rinnegarlo, ma trarre energia dall'orgoglio dalle tue origini, come il dire mister che ogni tanto dice ma rimettiti le scarpe, no mister ho bisogno di sentire il contatto con la terra, no? Abbiamo degli elementi, e io ve lo dissi, attenzione che questo è uno dei leader, abbiamo degli elementi di qualità in campo. C'è il messaggio di scuse di Kim oggi, scuse non dovute, ci può stare che uno faccia un errore, no? Ma sai che significa i compagni quanta forza hanno da questo messaggio e quanta forza abbiamo trarrato da questo messaggio? Sono tanti meccanismi, cioè non è solo uno quello che voglio dire, ci sono tanti meccanismi buoni, perché adesso non si può più dire positivi, visto che positivo significa rimanere a casa, ci sono tanti meccanismi buoni, speriamo che non ci tolgano pure la parola buono. E abbiamo risposto quindi anche a Vince che chiedeva sul messaggio di Kim. Marco Basile ti lancia un abbraccio, sta recuperando tutte le cose sul piano sequenza, ricordo a tutti gli amici che sono collegati, Guido Gentile piano sequenza su YouTube, ci sta dando soddisfazione con più video e siamo tutti contenti. Lo vedo tristarello per la questione diversamente sì, molto, sì, è vero, non lo nascondo, ma perché non amo le frasi la solidarietà non serve a un cavolo, infatti se fai qualcosa io poi non ho il potere da nessun punto di vista anche di intervenire, perché anche questa cosa, no, quando dice dobbiamo vigilare, quanto mi fa incacchiare, come nel mio settore della critica cinematografica io detesto la parola questo è un film necessario, mi sembra una presunzione, no, di una categoria che si ritiene al di sopra intellettualmente degli altri. Un film necessario di che? Trattiene il respiro per 1 minuto e mezzo, vediamo se è necessario il respiro mio. Però non è che finisce lì, sì, ti ho detto la cosa e poi mi vado a bere la birra con Valerio, no, cioè io voglio vedere che poi la cosa è stata migliorata, ma concretamente non solo è stata migliorata, ho detto togliamo anche questi biglietti lì, non posso essere contento, è il mio modo di essere. Poi mi dispiace per voi, nel senso se vi trasmetto, però sono un essere umano. Come tutti, come di Lorenzo e Kim. Buonasera Guido, mi sembra che il pericolo è perdere la spensieratezza. Voi non sapete cosa vi ho preparato, io lo sapevo. Fidatevi la sorpresa finale. Che l'altro ha portato benino, quella di Arturo, quindi... Allora sì, fammi spiegare, Guido mi ha mandato una cosa che io tra l'altro non ho visto, ho solamente scaricato e quindi questa volta non è Bob perché io sbaglio, chiedo scusa, ma la famosa regola cosa posso fare? Cosa posso fare? La faccio nel formato giusto questa volta, se no quindi a Virgilio vuoi rispondere con quel video? Sì ma dico, aspettiamo se hai la pazienza, Virgilio mi hai letto nel pensiero, ma sappi che ti farò divertire. Ed è, attenzione, non è solo per divertimento, come Arturo, e poi noi non abbiamo perso la classifica, anzi abbiamo rosicchiato dei punti, no? La famosa domanda stupida, no? Come si sta? Ragazzi, adesso io, memore di... Poi ho sentito una trasmissione, io non voglio entrare in polemica, perché poi probabilmente da quando cominciai a scrivere, adesso ho smesso di scrivere su quel sito, forse tornerò, se vuoi.
il compasso su un sito e qualcuno incomincia a fare le citazioni cinematografiche a cacchio totale, perché totalmente fuori cosa, nel senso, guardate comunque però Guido, fuga per la vittoria l'hanno scritto tutti. Ma non è vero, finisce 3-3 quella partita, Valerio. Pare il rigore finale che potrebbe costare la sconfitta a Silvestre Stallone. Quindi non è è la fuga dalla vittoria dal campo di concentramento. Quindi, tra l'altro, anche un accostamento, insomma, non in questi tempi col governo che abbiamo, mamma mia, tanta roba brutta. Tanta roba brutta. Giacomo chiede scusa per il vigilare che ogni tanto mi viene a dire vigiliamo così, ma come Valerio ben sa, vedere queste cose così palesi generano il biblico sangue in testa. Ma io l'ho spiegata bene anche nei vari video registrati, quelli della settimana. Noi possiamo vigiliare quando vogliamo, e questo è il concetto che Guido cerca di... Cioè noi guardiamo, vigiliamo, stiamo tutti attenti così, vediamo la schifezza, la settimana dopo succede qualcosa, no. Cioè questo poi è il punto chiave, lo fanno di nuovo. Ancelotti, no? Che ha vinto una marea di roba, probabilmente ha dovuto comprare una casa a parte per tenere i suoi trofei da giocatore, e da allenatore sta rivincendo di più di quanto ha vinto come giocatore, che sembra quasi moscio. Ancelotti lo stimo, lo ammiro e ho massima riconoscenza, nel senso non è un allenatore che si sbraccia con cose che lì, sta lì, il massimo disappunto, l'alzata di sopracciglia, no? Quindi non entra in polemica. Se Ancelotti gli hanno letteralmente messo i piedi in testa, ed è non un addetto ai lavori, un super addetto ai lavori di lunghissima carriera, è stravincente, stracarismatico, cioè io che non sono nessuno, ma che significa vigiliamo? Cioè se lui non ha il potere di cambiare e migliorare le cose, perché la domanda giusta, semplice ma pesante, vera, concreta, l'ha fatta mister Ancelotti, e abbiamo visto qual è stata la risposta, non solo della domanda. Allora ragazzi, cioè nel senso che a me non interessa fare le polemiche, entrare in polemica, se no fai la figura di quando le persone si offendono e gli danno il gabibbo, no? Non il capire. A me interessa che l'arbitro della partita, dopo la partita, ti spieghi che cosa, lui, non tutti gli altri, che cosa è successo. E neanche 6 mesi dopo o 2 anni dopo, come ho stato, perché è la stessa cosa che un ubriaco, dici tu 8 mesi dopo, dici eri ubriaco, no, tu subito devi fermare, perché lui immediatamente dopo può fare un altro incidente, può essere pericoloso. Allora è come dire, io qua traccio una linea a terra e questo episodio a questo punto fermo. Se questo è il rigore, diventa la pietra angolare per questa stagione per valutare quel tipo di intervento in quel modo. Ma me lo devi dire adesso, tu che l'hai deciso, no? Allora così, che non è vigilare, può avere un senso, avere la speranza che si vogliano migliorare le cose, sia per equità, per trasparenza, altrimenti è qualunquismo, che vanno benissimo in queste trasmissioni, però siccome io, pur non essendo nessuno, non riesco proprio a essere, manco scherzando, anzi sto cercando di limitare ormai nel canale delle battute, qualunquismo una cosa, scherzare un'altra, leggerezza e serve benissimo nella vita è una cosa, sparare cretinate è un'altra. Secondo me dire vigiliamo è una cretinata, poi sbaglierò io, però cavolo, Ancelotti ragazzi, cavolo, cioè, stiamo parlando di Ancelotti, non stiamo parlando no, non voglio fare nomi di allenatori normali perché può sembrare un atto non da gentiluomo, stiamo parlando vicino ad Ancelotti e accanto ad Ancelotti tutti diventano allenatori normali. Mi lego al discorso sugli arbitri con questa domanda su Osi. In questo momento d'accordo con me Guido che Osimhen ha raggiunto il livello che aveva Cavani nei suoi 3 anni di Napoli. C'è stato un passaggio, Guido, che adesso ti faccio rispondere su Osimhen, perché mi lego con gli arbitri, che mi è piaciuto quando abbiamo sentito per un attimo, perché erano molto vicino ai microfoni, l'arbitro che diceva Osi, sii intelligente, stai calmo, stai tranquillo. Come mi piacerebbe poterli sentire sempre, cioè collegato quel microfono invece che nella sala, ma nello stadio, e sentiamo tutto. Questo a parte, e ho visto Osi cresciuto in questo. Vai. Dove Cavani veniva meno rispetto a Gonzalo Higuaín, passava molto meno bene. C'è anche da dire che Mazzarri aveva un certo tipo di gioco e Rafa Benitez è Sarri totalmente diverso, non solo per il sistema di gioco.
e non aveva questa percentuale realizzativa mostruosa Cavani, perché è uno che tirava tantissimo, però era molto famelico e è sempre stato un ragazzo molto concentrato sul suo ruolo, no? A parte che fisicamente non solo integro, fu altro come Di Lorenzo, anche lui non saltava un minuto. Aveva una concentrazione maggiore di Osimhen, che io spero lui non abbia mai a quei livelli, perché diventerebbe un po' uno snaturale. Quello che noi gli abbiamo indicato, ma non calcisticamente, da un punto di vista caratteriale, che secondo noi, Valerio, io, no, l'abbiamo vista non perché ci cloniamo, eccetera, allo stesso modo, se riuscissi a trasformare tutto questo fuoco, questo entusiasmo che ha, in maniera più ficcante, e lo sta facendo, no? Perderebbe meno energia anche nello sbracciare, nel lamentarsi, e siccome lui non lo tiene, un'era della natura, cioè proprio non lo tiene nel corpo a corpo, forse è più forte rispetto a Cavani. Cavani nell'attaccare certi spazi, Cavani era più bravo negli ultimi metri, sono proprio tecnicamente e tatticamente diversi. Poi Cavani era uno che tornava tantissimo nel calcio di Mazzarri, però il ragazzo è giovane, e forse ha ragione Valerio, no? Forse è stata la paternità, ma dopo la paternità anche l'infortunio, anche aver avuto un Napoli che non aveva perso punti, gli ha dato serenità. Lo stiamo vedendo non ancora sereno come vorremmo, ma sicuramente molto più sereno rispetto all'Osimhen molto disordinato dei primi tempi. Godiamoci anche il suo percorso, perché secondo me ha ancora molti margini di miglioramento. Fisicamente forse è più forte di testa, anche se Cavani bei gol di testa li ha fatti. Sono giocatori molto diversi, e siamo contenti che uno l'abbiamo avuto e non gioca più tra noi. Cerchiamo di essere contenti. Sono proprio molto diversi da tanti punti di vista. Io poi non so quale sia la religione di Osimhen, non penso che sia cattolico battista come Cavani, no? Anche quello diciamo conta, però va bene così. Cavani per ora rispetto all'Osimhen di adesso mi sembrava più, nel senso metaforicamente parlando, più cannibale, cioè lui era veramente cannibale, cioè non lasciava passare, poi pure ha sbagliato rigori, però ha sempre fatto 104 gol in 3 anni, ragazzi, erano proprio con un Napoli qualitativamente meno forte rispetto a questo, cioè Cavani giovane di allora con questo Napoli devono fare una legge speciale dello Stato perché il Napoli non vinca lo scudetto con quel tipo di... È verissimo. Buonasera Valerio e signor Guido, mi auguro che Meret finalmente abbia capito che giocando alti anche lui deve stare alto. 3-4 volte anticipato i giocatori dell'Udinese, grazie per quello che fate. Oggi si è visto, è stato bravissimo, fuori dalla sua area, coraggioso, ed è stato importante perché altrimenti davano in porta un paio di imbucate. Sì. Bravissimo, sui 2 gol non può far nulla, non sono errori suoi per una volta, non è... anche il primo visto dal basso, ma scelte tutte giuste, molto concentrato. Il Meret di qualche anno fa, di qualche mese fa, stando quei 3 metri indietro non ti arriva, lì diventa poi 1 contro 1 a campo aperto. No, Meret bene oggi, molto bene, molto bene, ed è quello che io poi tra l'altro vi ho indicato qualche giorno fa, cioè dobbiamo cominciare a vedere delle cose, se i giocatori fanno delle cose in più è meglio, e non farci prendere da questo qualunquismo. Ecco, noi oggi abbiamo visto fare delle cose che tempi fa a Meret non l'abbiamo visto in una stessa partita più volte, no? Un'uscita molto alta, serena, con i tempi giusti, senza far fallo, e quindi questo è un bagaglio tecnico in più che noi aggiungiamo al calciatore. Posso aggiungere un dettagliuccio che mi viene in mente adesso? Me lo sono perso anche in reaction. C'è stato un momento in cui Lobotka interviene, ma non è un retropassaggio, è un intervento a sporcare un passaggio dell'avversario, e Meret la prende subito con le mani. Segno, mi dà una sensazione di concentrazione, perché molto spesso il portiere, anche di fronte a una deviazione, va con i piedi per non rischiare che sia considerato un retropassaggio. Me la ricordo, era sotto la curva B l'azione. E la prende subito prima, è deviazione, non c'è problema. Lui l'ha fatto in passato, invece quello che dici tu è rimasto nel dubbio e poi ha buttato in fallo laterale, perché quel dubbio ti fa perdere centesimi di secondo, a volte neanche secondo, preziosi, e poi non puoi più spazzarla con la sicurezza, poi perché rischia di essere intercettata. No, non ricordi,
Altro dettaglio giusto bene. Se vuoi mettere, chiaramente tutte le domande che arrivano, tu le sai, giri. Il primo file che ti ho mandato, che ovviamente è aggiornato alla 14ª, non alla 15ª, perché oggi sarebbe impossibile un confronto omogeneo, ci sono solo 2 partite. Perché per secondo la prima me volta siamo in live senza il Milan. Perché secondo me è la base per fare un ragionamento molto calmo, serio e importante sullo sviluppo passato e del futuro del nostro campionato. E Quindi per ribadire che poi 14ª. fosse questa famosa classifica Guido, che in questi anni non mi ha fatto sbagliare, 23 saranno con questa sbagliare, eccetera. Forse tanto sbagliato no. Siccome si continua a dire un campionato bellissimo, secondo me è un campionato molto brutto. Se il Napoli dovesse vincere sarebbe bella per la vittoria del Napoli, però non è combattuto come l'anno scorso. Intanto questa è la comparazione delle 2 classifiche, non importandoci del paragone Napoli 3 punti più, Inter 8 in meno, ma solo la prima posizione l'anno scorso a quant'era, la seconda a quant'era. Il primo dato grosso che ci deve preoccupare, e per esempio è legato alla partita con l'Udinese di oggi, che dalla 9ª posizione in giù parte la 10ª, tutte le squadre, contrariamente a quello che viene raccontato in trasmissione, stanno facendo molto peggio. Considerate che una squadra che lotta per non retrocedere non è che vince una partita ogni 2, ogni 3, quindi 3 punti, 2 punti, 3 punti, 3 punti in meno per quelle squadre sono tantissimi in meno rispetto a un 3 punti in più in meno all'Inter, all'Atalanta, no. Sono proprio tanti, e non è una, sono tutte. Quindi è una bufala che le squadre che lottano per la viceversa, e questo è il mio pallino che nel corso degli anni ho cominciato a soffermarmi sempre di più, ma questa famosa lotta, che non è una lotta, diciamo, è una resa, sì, esattamente, infatti i punti totali del campionato erano 390 rispetto a 385. L'altro elemento importante che dobbiamo mandare, e io avevo detto, mi sembra che quest'anno è così, che incominciamo a ragionare che rispetto all'anno scorso, quando la Juve è riuscita ad andare in Champions con 70, torniamo a una quota 100 ragionevole, 78-79, l'ultimo posto, diciamo, perché tranne le seconde e la terza, le squadre immediatamente, diciamo, che inseguono, stanno facendo solo quelle un po' meglio. Quindi c'è una leggerissima risalita, ma rispetto all'anno scorso, dove la quota Champions è stata Juve, è riuscita ad andarci con 70, e Napoli non ci è andato con 78, 76, dovevi farne 79 l'anno di Gattuso out, cioè tanta roba. Che significa? Adesso poi Valerio vi fa vedere un'altra cosa. Significa che l'Udinese è gran squadra oggi. Fai vedere retrocesso, cioè retrocessione, Valerio, se cortesemente, perché così abbiniamo. Perché poi sento le battutine anche di tifosi, Napoli si è salvato, questo mito dei 41 punti è molto parente delle 7 sorelle, è molto parente del vigiliamo, è molto parente delle e ho detto, penso che 41 vai quasi in Europa League. Allora 62, ecco, questo è molto lungo, quindi togli il mio faccione, no, non ti autorizzo. Ho preso 10 campionati, quindi non uno che fa comodo a me. Di questi 10 campionati, solo 2 volte è stato necessario arrivare a più 38 punti, lo vedete, 15, 16, 18, 19. Poi la media è 33 punti. Cioè, vedete, Palermo 32, Catania 32, 34, 32, 35, 35. L'anno scorso addirittura negli ultimi 3 anni 35, 33, 30. Se l'anno scorso sono stati 30, 28 e 27, quest'anno rimetti la classifica che ti ho fatto vedere prima, cortesemente Valerio, scusa che ti utilizzo anche come legge, togliendo questo. Addirittura che l'anno scorso è stata la lotta a retrocessione, per non retrocedere, scusate, più bassa, e quest'anno tutte le squadre stanno facendo meno punti. Sognatevele che servono 40 punti. Se si continua così, non serviranno più di 30 punti. Significa che l'Udinese, pure se volessimo fare una lotta per non retrocedere dove servono 35 punti, che tolti 38 è superiore alla media di 10 anni, anzi considerando i 38 viene quella media, tolti quei 38 te la sogni quella media, perché la media è 33,9 considerando i 38, la media dei 10 anni, no? Quindi considerando 35 su un valore superiore alla media dei 10 anni, l'Udinese deve fare 9 punti. Significa che noi a febbraio, anzi a gennaio,
avremo 10 squadre che lottano per nulla. Come l'anno scorso la lotta per non retrocedere alla fine ha coinvolto 4 squadre, non prendiamoci in giro, e la lotta per la Champions League, dopo che la Juve si è messa nella sua guardia, non ha coinvolto nessuno. La Santa perse questo, ma è molto problematico il fatto che nessuno lotterà con i, perché non esiste più la lotta per non retrocedere, e soprattutto non devi fare, cioè avere la certezza che tu devi fare 32-33 punti è tanta cosa. Cioè, veramente tu a gennaio puoi orchestrare, no? E allora torniamo a quella famosa classifica Guido, che per la Champions League dicevo che puoi togliere tutte, no? Con le altre 13 puoi concederti 2 pareggi e la partita storta una sconfitta, e con le 6 sorelle 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Di fatto per il campionato forse dovresti togliere la partita storta e quindi 2 pareggi, e nel girone di ritorno quei 2 pareggi, 2 vittorie e 2 sconfitte con le 7 sorelle devono diventare 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, o mantenere quello. Quindi il Napoli sta facendo il campionato della famosa classifica Guido, che è molto simile al campionato dell'Inter. Attenzione, l'Inter ha toppato una sola partita con l'Udinese, ma le 2 partite toppate nel Napoli, 4 punti fra Lecce e Fiorentina, sono inferiori ai 3 punti dell'Inter, che non ha perso niente con gli altri. L'Inter ha 2 sconfitte che devono essere 2 pareggi negli scontri diretti, perché devono essere 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. 2 sconfitte le avrebbe fatte, ne ha fatte però 4. E il Napoli, dove sta andando meglio nelle classifiche guida, è che i 4 scontri diretti non sono stati 2 vittorie, 2 pareggi, 2 vittorie, ma sono state tutte vittorie. Quindi l'altro set point, chiaramente il Napoli ce l'avrà a prescindere dai risultati che vedremo domani, ma è un problema loro di quale squadra avrà meno o più punti rispetto a Napoli, la Juve, la Lazio, l'Atalanta o l'Inter. Cioè, però attenzione che questo campionato, spero che sia stato chiaro questo ragionamento, è ancora tutto da vincere, perché è vero che stiamo facendo benissimo, ma è anche vero che è molto facile fare benissimo. Sarà molto facile, se tu non stacchi la spina per gli altri, poter fare determinate cose, perché è proprio scarso, ed è ogni anno sempre più scarso. Quindi tu puoi concederti pochissimi errori. Spero di essere stato chiaro, e ce lo dicono i numeri, non il santone divino Telma, e numeri in progressione che non tendono a migliorarsi ma a peggiorarsi, e non è una squadra, troppe squadre. Quindi noi abbiamo fatto benissimo negli scontri diretti, e chiudo, cioè, benissimo, abbiamo 4 su 4, abbiamo fatto non più e non meno di quello che dobbiamo fare con gli altri 13, il che significa che nelle prossime 2, che io non vedo mai, con la Fiorentina si vince, con quelle là lo vede in stato, però con, mi sembra, Sampdoria e Salernitana nella classifica qui ci si è costretto a vincere, perché in chiave Champions c'è ancora un bonus della partita storta, facciamo gli scongiuri con una delle altre 13. Siccome a questo punto, prendiamoci anche un po' di coraggio, non è che il Napoli deve lottare per la Champions, deve lottare per il titolo dopo questo proprio di inizio di campionato, non può fare la partita storta, se li hai già giocati, e se li giocò, quello era molto preoccupante, alla terza e la quarta giornata, quindi troppo presto. Poi fortunatamente ha fatto questo filotto, cioè. Spero che sia stato molto chiaro. Attenzione, che non significa, perché che io faccio le griglie e il grignato quando incominciano i prossimi, vediamo dove la Juve può perdere te. Io lo faccio su numeri e non sulle squadre, non lo faccio mai con l'empoli, forse col Milan basta un pareggio, perché tra l'altro questi ragionamenti che vedete in tutte le trasmissioni vengono sempre sbagliati, e tu lo rivedi ogni anno. Non mi interessa, perché a questo punto il Milan ha fatto bei risultati e poi ha pareggiato 0-0 con la Cremonese, non è quello. Però tu sai che nell'arco di un campionato per il vertice servono quel certo tipo di vittorie, di pareggi per la Europa League, cioè, quindi noi siamo sopra media Guido negli scontri diretti, in perfetta media Guido, prima c'era la media in Grecia, per le altre 13. Bene così, chiaramente, perché stiamo alla fine una in perfetta media, l'altra sopra, quindi nel giudizio complessivo siamo sopra media Guido, ma non dobbiamo mollare. Chiarissimo. Vabbè, siamo in questo momento di numeri. Matematicamente parlando, possibilità in percentuale di vincere la cosa innominabile
No, allora spero comunque anche tu aiutami a vedere che sia stato abbastanza chiaro il mio ragionamento sul fatto che i due campionati, quello ci stanno dicendo, non è il mio ragionamento, si tratta certamente di accettare. Ripeto a questa, non so a questo punto se è un signore o una signora, questa domanda. Calcisticamente, a questo punto il Napoli può vincere, non mi interessano le percentuali, può vincere seriamente, e a questo punto della stagione può vincere, appunto, non voglio dare percentuali, mi sembrano di quello il Divino Terma, quelle cose lì. Il punto sempre in Italia è che basta il calcisticamente, negli anni passati il calcisticamente per tutt'altro che è bastato, non è stato lontanissimo dal bastarci il calcisticamente. Però calcisticamente, considerando un livello basso, cioè dell'Atalanta, cioè, Napoli non ha nulla di meno delle 7 sorelle, non ha moltissimo in più, è molto amalgamata, cioè in questo momento e c'è anche dei margini di miglioramento. Pensiamo a una squadra che non sfrutta i calci di produzione diretta, no? Le punizioni alla Zola, eccetera. Calcisticamente ha serie, ecco, diciamo così, non più che darvi un numeretto che è buttato lì, diciamo che ha serie possibilità per vincere. Il dubbio, la nostra domanda, ma basta il calcisticamente? Lo vedremo cammin facendo. Senza dubbio. Fammi intervenire perché credo che Diego non abbia capito effettivamente. Stiamo facendo proprio il contrario, Diego. Noi stiamo analizzando quello che è il trend del passato, non la previsione del futuro. È proprio esattamente il contrario di quello che stai dicendo tu. E lo sottolineo poi ad ogni video. Stiamo dicendo che abbiamo delle variabili in quest'anno, con questa sosta che è nuova, con il fatto che non c'è un padrone vero e proprio, con moltissime differenze, perché poi la sosta è anche un mondiale. Sappiamo che negli anni dei mondiali di solito alcuni giocatori performano in un certo modo e altri diversamente, quindi è chiaro, è proprio il contrario delle previsioni. Anzi, stiamo analizzando quello che è il trend del passato per vedere cosa sta succedendo quest'anno. Proprio esatto, bravissimo Fabio, perché proprio il vengo dal passato, il contrario di quello che sta facendo fare visualizzazioni a tutta quella gente. Vengo dal futuro, diciamo, è esattamente così, ma posso non essere chiaro e mi scuso. A parte che non butto numeri così a caso per fare sensazionismo, figuriamoci se Valerio non rompe i piatti e non rompe i bicchieri a questo punto. Mai nessuno ha rotto bicchieri, a questo punto. Il punto è questo, lo voglio spiegare in questo modo. Premesso che facciamo i stracomplimenti a tutto l'organigramma della società sportiva Calcio Napoli, cioè dai magazzinieri, lo staff sanitario, fisioterapeuti, tutti, cioè non dimentichiamo nessuno. Ecco, siamo contenti del percorso che ha fatto. Questo però, diciamo, sono complimenti sentiti, sinceri e anche gioiosi, non dovuti. Però, tolto un attimo l'aspetto non formale o emotivo, l'aspetto, diciamo, colloquiale dei complimenti, che è legittimo, fermandoci razionalmente, analizzare da analisti la situazione, occhio, perché nel corso di quest'ultima epoca moderna, no, il campionato del 2000, diciamo, prendiamo gli ultimi 10-12 campionati, non è uno, sono tanti. Gli andamenti di campionati, tranne quello del maestro Sarri, 83 punti, eccetera, che perse anche 7 partite, ma quello è il valore anomalo, non è la regola, ti dicono che tu in un campionato puoi sbagliare 11 partite, 9 partite, 12 partite, no? E di queste qua non è che puoi perderne 12, no? Puoi perdere 4, 5 partite, vogliamo dire quest'anno 6, però sono 3,4 le partite che puoi perdere, no? E ogni volta aggiungiamo dei concetti. Quello che era il concetto che ho provato a spiegarvi è che la quota punti complessiva inferiore, la quota punti dalla nona, insomma, in giù si è abbassata, e soprattutto delle ultime posizioni si è tremendamente abbassata, il che significa che tu puoi farti già dei calcoli che ti serviranno 32, 31 forse ti salvi con 29 punti. Questo significa che diventa meno competitivo, meno aggressivo il campionato a un certo punto, cioè rischi che agli ultime 8-9 giornate sì, puoi beccare un Udinese che sta libera di testa, vince subito, un Udinese svogliato, non sto accusando l'Udinese, però innanzitutto per lo spettacolo non è bello, perciò ti ho detto non mi piace un campionato così, questo per lo spettacolo. Però questo non è un valore che uno deve trascurare.
non viene mai nominato in trasmissione, non interessa proprio la Lega, cioè vedere che ormai la quota di retrocessione, tranne quell'anno 38, è una quota bassissima e che non c'è competizione, dovrebbe preoccuparti, perché poi non è che i ragazzi si sono disinteressati della Superlega e tu hai creato un sistema calcio con tantissime problematiche, poi durante i mondiali ci possiamo anche divertire a analizzarle, che ha tanti, diciamo, tante lacune, tante falle. Non è una sola falla quella del Titanic, dicendo quella della famosa del famoso iceberg, pure dall'altro lato c'è la falla, pure a Prue e pure a Poppa, quindi da dove allora vogliamo incominciare a toppare queste falle, no? Una delle falle è questa, e siccome Napoli, e chiudo, lotta per il tricolore, diciamo senza scaramanzie, deve considerare le sue variabili non solo i mondiali, ma Spalletti ha già vinto quando ce l'ha, e tutte le trasmissioni sta cosa, e invece io dico introduciamo anche questo elemento come variabile, quanto può influire, dato che il quando è fondamentale, spero che adesso sia ancora più chiaro, o almeno un po' più chiaro nel ragionamento, il fatto che abbiamo un campionato dove tantissime squadre stanno facendo meno punti, dove ci si salverà, ragazzi, che non è che le squadre che lottano per retrocessione adesso fanno un filotto di 6 vittorie, seppure tu moltiplici 3 per 5 15, cioè 2 adesso alla 14ª giornata, perché è più di un terzo del campionato, no? Il Verona ha 5 punti, 3 per 5 15, diciamo pur che ne fa 5 per 4 20, anche se non sono 4 i segmenti, pure per 5 per 5 25, cioè il Verona più di 25 punti non li può fare, il Verona è retrocesso, ragazzi, oggi 12 novembre, anche se un collega molto più bravo di me alle prime campionate, Verona è forte, farà bene, ancora adesso non riesce a ammettere che il Verona è scarso, dice no, ma ha una classifica, sì, ha una classifica migliore di quella che doveva avere, quanti punti doveva avere? 12, 13, 14, sempre scarso, calcisticamente parlando, massimo rispetto a qualunque giocatore squadra, però è così, allora significa che tu devi rientrare nei tuoi parametri tanti elementi, e questo non è un elemento trascurabile, è un elemento molto importante, anche perché sono altre 13, non è una squadra, la Juve, l'ossessione per la Juve, ma tutto sport ha scritto, ma la Gazzetta ha messo la Juve in prima pagina, sta Juve, questa ossessione. Però se tu vinci 2 partite con la Juve, ne perdi 10 con Cremonese, non vinci lo scudetto. Quelle 10-13 partite, infatti Napoli ha questa classifica meravigliosa, perché intanto non ha perso punti, tranne quei 2 con quei 4 con là. Poi ha fatto molto bene gli scontri diretti, ma i scontri diretti sono 4 su 15 partite, 11 sono con le altre. Vedete quanto invece è importante le altre. Infatti sono le cosiddette, io le chiamo partite propedeutiche, perché se non fai bene là, lo scontro diretto è per andarci a prendere la birra la sera, ma non è per lo scudetto. È chiaro adesso il ragionamento? È chiarissimo, Spalletti ce l'ha detto in quei termini prima dell'Empoli, cioè noi abbiamo vinto con qual era l'Atalanta, ma perché i 3 punti con l'Empoli non sono meno importanti, sono assolutamente, anzi, secondo questo ragionamento che dobbiamo cominciare a fare nostro, sono anche più importanti. Io l'ho detta sempre semplicemente, i scontri diretti possono essere misti, perché ognuna si può prendere punti a vicenda e alla fine si equilibrano un po' tutti. Noi siamo in grande vantaggio in questo momento, ma chi stecca con le piccole che poi si ritrovano le problematiche a fine campionato? Perché nel girone di ritorno, se tu confermi un andamento ottimo, cioè che la classifica guido con le altre, con le piccole, gli scontri diretti, non sei più obbligato a fare 3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, puoi fare pure 3 pareggi, intanto sperando che le prossime vanno benino, no? Cioè, perché intanto tu hai il vantaggio dello scontro diretto, una vittoria e un pareggio, sì, diciamo perdi 2 punti, però avendo accumulato del vantaggio li puoi ammortizzare, quindi puoi lì giostrare con la classifica, anche perché non è che sono tante partite, se fossero 10-15 scontri diretti, allora un pareggio oggi, un pareggio ormai, 8 pareggi e incominci a sprofondare, ma 2 pareggi, 3 pareggi dal girone di ritorno con un Milan, è vero, cioè col Milan hai vinto, con un pareggio sono 2 punti in meno nel girone di andata, perciò sarà molto importante fare bene in questo fine girone di andata. Io ho detto sotto i 45 punti non venitemi a parlare di scudetto. È chiaro che il Napoli li deve fare e forse sarebbe meglio che ne facesse qualcuno in più, visto che ha la possibilità. Poi se vuoi far vedere quell'ultimo schemino quando vuoi. Sì.
Un campionato a 16 squadre aumenterebbe la competizione? Secondo me questo, che è una domanda legittima e anche sostanzialmente intelligente, è una domanda minata dall'intelligenza e dall'onestà. Nel senso che se io non cambio determinati sistemi, lo posso fare a 10, a 11 cose. Cioè, il problema non è stato fatto, perché sennò sembra colpevolizzare una povera Cremonese, è che tu ho creato tutto un sistema, anche sulle plusvalenze, tutto un sistema talmente dopato, eccetera, anche di vittorie, dice no, ma la Juve non aveva bisogno, evidentemente invece questa partita aveva bisogno, che ha doppato. Quindi ti rispondo, se noi ci soffermiamo solo alla riduzione delle squadre senza aumentare dei fattori importanti, come il fatto che secondo me sarebbe importante che tutte le società per obbligo di bilancio dovrebbero investire della parte di fatturato nel vivaio dei proprietari, cioè devono essere più forti i giocatori. Se sono 16 squadre e poi di queste 16 diventano 3 sorelle e tutto il resto scarse, perché pure le sorelle si riducono, abbiamo ridotto le squadre, ma lo stesso la competizione è scarsa, non vedi 2 passaggi in croce manco se chiedi la grazia a Maria, quindi cioè, tu devi migliorare intanto la qualità del gioco, la qualità anche del racconto sportivo, la qualità degli allenatori. Io ho molta fiducia e stima in De Zerbi. Quando io dicevo quella cosa, non è che io ho sempre detto no, io voglio vedere il percorso di De Zerbi, è sbagliato dire per lui è già un campione, perché mi sembra un ragazzo molto intelligente anche quello, no? Anzi, bene che lui adesso faccia il suo percorso in Inghilterra, che forse è anche un po' più serio e competitivo come campionato. Abbiamo bisogno di persone che portino qualità in tutte le filiere, no, della componente calcistica, dall'allenatore al giocatore, passando per i dirigenti, ma anche chi lo racconta. Il famoso Napoli, brutto, sporco, cattivo, questa è sempre aggiornata alla 14ª, perché oggi avremo solo 4 squadre. Siamo ultimi. I falli fatti, diciamolo. Siamo ultimi in classifica. No, Verona ha cambiato allenatore, non è più Juric, no? Che è vero, 210, 42 gialli, 3 rossi. Il Torino che Juric, sono molto deluso da Juric che non è primo in classifica. Juric un po' più di è ultimo, però ci hanno raccontato per tutte queste domeniche, finalmente avete visto, invece perdiamo, sono tosti, Kim non è Koulibaly, eccetera. Sono altri meccanismi. No, per intanto Napoli continua nel suo DNA, è una squadra, perché non è pochi falli rispetto, è ultima, adesso sono diventati 10 rispetto al Sassuolo che non viene mai nominato e gioca un gran calcio, è il maestro Sarri che è considerato in Italia dei 20 allenatori quello che è il più bravo nella fase difensiva, nell'organizzazione difensiva, di 77.000 schemi su calcio d'angolo, eccetera, eccetera. Quindi se lui è il più bravo, Spalletti sta facendo meglio del più bravo. Quindi com'è interessante vedere la Salernitana lì. C'ha 30 gialli, noi 18, oggi ne abbiamo presi 2, no? Per dire, anche quello, anche il ricorso al giallo. Scusa Valerio, ti ho parlato solo. No, dicevo che è interessante in questa classifica vedere la Salernitana di Nicola che giocano a pallone, cioè devono ricorrere di me. Bravo, esatto. E che sa fare Elmas? E quindi tutti addietro, che sa fare Elmas? E quindi poi senti le persone, ma che sa fare? E la gente si convince di una verità sulla base di un'affermazione che è emotiva e non è dettata. Nicola, mettono la garra, la gamba, la Cosmi, eccetera. Poi è una squadra che è comunque una squadra che lotta per non retrocedere, quindi ci starebbe pure, che però nelle ultime 5 posizioni, quindi nella parte molto bassa. La Fiorentina, sì, no, del maestro italiano che ci hanno spacciato, bellissimo, gioca un gran calcio, eccetera, c'ha 187 falli. E c'è ed è molto correlato ai falli fatti e ai falli subiti, quasi bravo, anche questa cosa. Quindi, mentre il Napoli c'è una grossa differenza tra quelli che fa e quelli che subisce, la Fiorentina ha 5 falli di differenza e c'ha pure 31 gialli. E quindi questi sono numeri ufficiali, ragazzi, presi dalla Serie A, Lega, il sito della Serie A, ti metti con santa pazienza ogni domenica, aggiunge, cioè, dei controlli, quindi non è che me le invento.
li devi solo accettare, chiaramente li colleghi a tante altre cose durante una partita, però possiamo alla 14ª, poi aggiorneremo quando sarà conclusa la 15ª, possiamo definitivamente smitizzare la balla di questa squadra cattiva, no? Come anzi, qualcuno potrebbe dire un po' troppo soft. Il criminale Kim, solo perché teneva il tatuaggio in petto, è talmente buono che al minimo errore ha fatto un post di scuse a tifosi, a compagni. È proprio bravo, raga. E ma ci piacciono anche così, devo dire la verità. Grazie per i 400 like, andiamo avanti così, ragazzi. Ne abbiamo altri, io ho recuperato altri messaggi e per esempio sì, avevo messo questa sovraimpressione, un elogio allo staff atletico del Napoli. Fino adesso non abbiamo avuto quasi mai infortuni muscolari. Questo era un tema, Guido, prima se ne parlava. No, ma abbiamo fatto i complimenti a tutti, ma infatti oggi abbiamo detto Napoli non è che è stanco, proprio forse psicologicamente hanno fatto anche una rincorsa, no? Possiamo dire che il Napoli di quest'anno ha questo filotto incredibile, ha smitizzato l'altro luogo comune che è la Champions, Cuba, citando il grande dirigente Galliani, e non è ironico, cioè Galliani, top dirigente, alla sua età continua a essere sulla cresta dell'onda, quindi adesso siamo costretti a specificare, ma sia qualcuno dice ironia, e invece non ha cubato punti, ha perso con Liverpool, però quella sconfitta non è stata vista, vi facciamo i complimenti, bravi, bravissimi, Spalletti non incacchiato, i giocatori non incacchiati, e forse avevamo ragione il povero Guido e anche Valerio dopo quella partita ha detto no, non va bene, cioè non prendiamo, bello, una sconfitta in dolore salutare, non va bene, e la risposta è stata quella che volevamo, cioè una risposta dura, concentrata, anche se partite sofferte, quindi e non le puoi fare tutte queste prestazioni, perché tu puoi essere bravo quanto vuoi, seguire il mister quanto vuoi, talento quanto vuoi, se tu non hai la gamba tonica. Quindi non complimentissimi allo staff, complimentissimi. Sì. Fammi fare questa domanda a Guido. Fabio Versati, 5 vittorie consecutive e si parla solo della Juve. Il fatto della Juve. Ho preparato prima della partita di oggi, perché io sono un inguaribile ottimista. Chi una volta mi accusò questo secce, eccetera. E non ti rispondo, Fabio Don Versatile, grande amico nostro. Se la vuoi far vedere a questo punto vediamo. Allora, questa è la sorpresa. La prendo, fammi vedere se riesco a prenderlo. Perché rullo di tamburi. Se si blocca tutto, continui tu, Guido, continui tu imperterrito. Che poi io ho scaricato sul telefono e devo farlo sul... Attenzione. I potenti mezzi. Godetevela Pause. No, sono pochi tempo, non possono godere ancora. Allora, altre domande. Okay. Esatto, però non è che non voglio rispondere al sempre presente ottimo educato Fabio, ma ero un po' avanti rispetto, perché comunque è stata una settimana, io ho lavorato tantissimo martedì, scusate non ci sono essere, non è mancanza, ve l'ho già, ma almeno ve lo dico prima, no? Ho detto, a parte che non è obbligatoria la mia presenza perché sono un ospite in attesa, però non sono un vi ho già spiegato, io non riesco a abbandonare un posto. È una settimana dove, quando io vi dissi serve anche la stampa, quella là, determinati meccanismi rientrano e si ripropongono storicamente, quindi sì, alcune cose del calcio troppe sono cambiate, però questi meccanismi ex calcisti sono sempre gli stessi, quindi tra l'altro è molto semplice, ma io sono andato un po' avanti, perché no? Hai fatto bene. Cavarata Cavachelli, l'hai scritto male, quindi ciao, ma almeno a scriverlo è un copia e incolla, se non riusciamo a dirlo però almeno scriviamolo bene. Allora ci siamo il download sta ancora andando, quindi prendo quest'altra cosa. Ricordo un discorso che Guido fece un po' di tempo fa legato alla crescita in classifica per anno del Napoli, dal 7° posto di Sasso Ancelotti al 5° di Gattuso, alla 3ª della Primi Spalletti. Poi c'è un elemento bravo, molto interessante, che io invece faccio vedere sempre quello schemino, il rendimento nelle ultime 147 giornate. Il Napoli, che era sceso alla 7ª posizione, sta dicendo adesso il Napoli è 4º negli ultime 147 giornate.
l'Inter ha 314 punti, il Milan 298, la Juve 296, il Napoli 291, ha superato l'Atalanta. La cosa interessante è che il Napoli, dopo tempi memori, cioè di Sarri, in quegli anni noi abbiamo spadroneggiato, poi invece c'è stato il crollo, è tornata per 2 gironi a superare i 40 punti, perché ha fatto 43 nel 2021 nel girone di ritorno, ma nel girone di andata poi fece 39 lo scorso anno. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 40. Adesso abbiamo fatto 40 nel girone di ritorno e già 41 nel girone di andata. Quando qualcuno ancora dice però il Milan loro e noi non abbiamo vinto lo scudetto, no, perché il Milan ha fatto 41, 43, 36, 42, 44, cioè. Quindi attenzione, intanto abbiamo messo per 2 gironi più di 40 punti o 40 più di 40 punti, significa che ci dobbiamo provare questo scudetto. È una notizia molto importante di incominciare a fare consecutivamente. È chiaro che li devi fare anche nel girone di ritorno e cerchiamo là, però questa è la notizia, perché noi nel girone di ritorno del 2019, di andata nel 2019, di ritorno nel 2020, andata nel 2020 e 2020, abbiamo fatto 35, 24, 38 e 34. Quindi il Napoli sta in parabola discendente. Adesso siamo di nuovo in parabola crescente, mentre per esempio squadre come la Lazio e la Roma, la Lazio ha superato i 40 punti nel girone di ritorno di andata del 2019. La Roma mai in queste 247 partite. La Juve l'ultima volta che ha superato i 40 punti, 48 nel 2019, mentre Inter e Milan incominciarono con una certa costanza. L'Atalanta sempre nel girone di ritorno, tranne l'anno scorso. Quindi quello che interessa a Napoli è che per 2 gironi consecutivi, seppur ritorno e andata, no? Però intanto sono consecutivi, siamo tornati a superare. Ed è un ottimo, no? Quando c'è il campanello d'allarme, invece questa è un'ottima notizia, perché così si vincono gli scudetti, il famoso quando incominci a avere costanza, non ci, vabbè Guido, però noi facciamo 48, 48 e 43, lo so, ma calcisticamente non è sufficiente. Però infatti ci siamo andati vicinissimo. E anche ok? Esatto, è una conferma, è una conferma. Poi allora, adesso sono pronto a caricare il video. Ovviamente mentre carico il video poi io devo attivare l'audio, quindi Guido, io ti metto un attimo in sovraimpressione, puoi rispondere a questa, fammi vedere se funziona. Sì, puoi rispondere a questa domanda, che è una domanda a cui Spalletti si rifiuta di rispondere ultimamente. Cosa potrebbe succedere nella pausa mondiale che fa sì che alla ripresa del campionato il Napoli non possa continuare su questo trend? No, ma noi facciamo gli scongiuri, gli infortuni e le stanchezze possono rovinare, perché da un punto di vista tecnico e tattico noi possiamo solo, visto come stanno rispondendo i ragazzi, e anche tranne Dem li sta coinvolgendo tutti, perché anche oggi secondo tempo giusto di Osticar, perché Juan Jesus, per quanto giocatore attento, esperto e pulito, diciamo, ma perché rischiare di rimanere in 10? Vedi, poi in 10 contro 11 su 2 gol potevi andare, quindi sono più o meno adesso veramente molto coinvolti. Il nostro rischio è quello, no? Un logorio o ulteriori giocatori infortunati. Ricordiamo, noi abbiamo adesso 2 titolari fissi, no? Non sono 2 titolari, ok, 2 quasi titolari, cioè Rachmani che stava facendo molto bene, Kvaratskhelia che sta facendo molto bene, mi sembra, che non stanno giocando uno da tante partite e tu hai vinto sempre, quindi quello è il punto interrogativo. Non credo, visto che è il secondo anno di Spalletti, che si rompa tatticamente e tecnicamente la squadra, che può, anzi finalmente ti puoi allenare, no? Non hai quello se i giocatori che fanno il mondiale tornano stanchissimi, quella è la grande variabile, cioè, perché poi tu non puoi sapere il mio torna stanco e quello di un'altra squadra no, dice anche esatto. non lo puoi sapere. Quella è la vera grande variabile negativa. Oppure che anche quelli che adesso si allenano, ma lì penso saranno molto bravi, sono seguiti, saranno attenti a non fargli perdere lo stato di forma, semmai potranno giocare con una certa leggerezza. Guido, io ci sono, voi mi confermate, non so se tu sentirai l'audio, credo di sì. L'ho messa io questa immagine, questa scena, quindi posso, anche se non sento l'audio.
Io probabilmente non lo so, però se lo godranno sicuramente gli amici. Se non lo sento io non è un problema. Non fa niente, ma lo devono sentire gli amici e mi diranno subito Rita, eccetera, eccetera, se si sente tutto, se no fermiamo tutto e ricominciamo. Messico. Perché nei mondiali non ci sono i sorteggi, quindi tu sai che la prima e la seconda sono vedere come si qualificano le varie squadre, perché poi in base agli incroci, insomma, abbastanza facile poi prevedere, ci può essere una sorpresa ai quarti, no? Quindi io non penso che le squadre che riguardano i nostri ragazzi, i nostri calciatori, più che i quarti possano andare. Io sportivamente non me la sento, perché mi sembra come quando Koulibaly o quando Gulam hanno fatto quelle finali, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti proprio dello sport, a prescindere dalle tifo, perché poi quelle nazionali hanno una nazione alle spalle che ha gioia nel vedere trionfare i loro colori, quindi non riesco a dire no, spero che ne escano, ciascuno deve fare il suo, come io non posso vigilare, non posso né gufare né sperare, è antisportivo, è contrario ai miei principi d'essere, spero che il Messico esca subito piuttosto che la Polonia, quella. Però nei mondiali vediamo quanto tempo ci ha messo la Francia o la Spagna per vincere, diciamo, le grandi favorite sono quelle, bisogna vedere per rispondere poi come si qualificano, e quindi se quella va a prima, a seconda, non credo, perché poi nei mondiali veramente c'è molto distacco tra determinate nazioni e nazioni, poi può darsi anche l'aspetto logorante, vediamo non sono i mondiali felici, questo calcisticamente e umanamente lo possiamo dire, cioè sono mondiali che iniziano con polemiche, come giusto che sia, per come sono stati assegnati, perché non si giocano, per le nazioni, quindi già questo non mi crea uno stato di benessere come all'inizio, forse adesso mi sono un po' sciolto il malessere causato da quello che già ci siamo detti. Però io sportivamente auguro, soprattutto perché sono giocatori che noi abbiamo nella nostra squadra, di far bene, però non vedo una Polonia, non vedo un chissà in finale. Poi tu pensa, vince una squadra finalmente africana, sarebbe bellissimo per loro, attenzione. Come no? Però, sai, la Germania è una corazzata, no? Ha fatto male per valere all'europeo, però ai mondiali la Germania, sappiamo, arriva sempre bene, come la Francia, Belgio forse non arriva ai finali, ma ai quarti ci dovrebbe arrivare. Brasile e Argentina che li nominiamo a fare, no? E tra l'altro c'è un fatto, no, Valerio? Noi sappiamo che quando la Germania ha vinto finalmente, c'era un po' il fatto della tradizione che nei paesi americani nord non aveva mai vinto questo europeo, cioè, detto, in questo mondiale è un mondiale che non è né Europa né America. E quindi anche da questo punto di vista della rottura della tradizione, no? Che un certo tipo di squadre vincono in Europa, un certo tipo di squadre vincono nelle nazioni americane, adesso dicevo chi vince in queste nazioni, quindi è tutto molto dubbioso, però i valori verranno più o meno rispettati. Francesco ti chiede, caro Guido, secondo te i silenzi di Dela possono essere le frasi più intelligenti da quando è presidente del NAV? Assolutamente. Io la mia preoccupazione è che lui rompe qualcosa a gennaio, meno parla. I tweet belli, capito, finché si vince, i tweet sono belli. Visto che mi prova questo amico Bellino, un dirigente ai sorteggi di Neon, visto che hanno intervistato il grandissimo Franco Baresi, Zanetti, c'era anche Ned, questi giocatori poi si sono soffermati a parlare, perché sono grandi stelle, no? Nel passato, con un dirigente, un ex giocatore del Bayern Monaco, cioè noi assenti. Poi Sky, poi ci lamentiamo, ma perché Sky ha intervistato Baresi? Ha intervistato Baresi innanzitutto perché Franco Baresi è una leggenda del calcio, punto. E secondo, perché hanno mandato Franco Baresi, no? E diventa anche una mancanza, oltre che ovviamente fai audience, perché chiaramente qualunque tifoso del Milan è contento di rivedere Franco Baresi, ma anch'io come sportivo sono curioso di sentire quello che dice, e sia lui che Zanetti non hanno detto cose banali. Io da giornalista, anche da tifoso, sarei stato contento di sentire
Gianni Improcia, vicepresidente del Napoli, fa essere presente, non è vicepresidente del Napoli, però per nominare un ex gloria del Napoli. Quindi c'è da migliorare, però intanto teniamoci il silenzio non guasta. Non sta guastando. E in ultimo, se a gennaio interverresti sul mercato, un sostituto per Lobotka, tu dici, perché poi abbiamo sempre, se ne sta parlando, Guido, tra Lobotka e Di Lorenzo che non si fermano mai, ma chi arriva poi giocherebbe secondo te? Cioè il problema sono Zanoli e Demme o è altro? Intanto io rispondo sempre a questa cortese domanda: sarei contentissimo e felicissimo se non partisse nessuno. Quella già sarebbe, lo so che uno dice non ha bisogno, perché questa piccola preoccupazione, vi confesso, siamo ormai tra amiche e amici, un po' ce l'ho. Tendo a tenerla piccola perché voglio trasmettervi serenità. Tra uno dei due, diciamo, tra un vice Di Lorenzo, un vice Lobot, o a inserire sempre più negli ingranaggi Demme, perché intanto ce l'abbiamo, no? Sì, è necessario, perché non deve giocare Lobotka per vincere contro la Cremonese. Cioè tu devi arrivare al punto tale che alcuni giocatori, non perché sono bocciato subito Demme, non sono più necessari. Invece poi tu stecchi queste partite, dice ma c'era bisogno, dice quello lì. Sì, evidentemente c'era bisogno perché poi non hai vinto col Chievo, no? E invece tu devi essere bravo perché in determinate partite alcuni elementi cardi. C'è un incontro Champions che il Napoli è sfavorito, ragazzi, cioè non è favoritissimo, non è sfavoritissimo, però loro sono davanti al ranking UEFA, sono campioni in carica, quindi hanno vinto più partite negli scontri di eliminazione diretta l'anno scorso. Io dire che il Napoli è favorito mi sento di prendermi di nuovo in giro. Chiaramente non è beccato il Real Madrid, quindi ma non lo potevi beccare perché sei arrivato prima, quanto è importante. Esatto. Però sì, non credo che, per rispondere sempre con sincerità, che il Napoli intervenga in acquisto al mercato di gennaio, non credo. E nemmeno in uscita secondo te? Perché una cosa dice se Gaetano io penso che almeno un giocatore in uscita il Napoli lo farà. E al momento ricordiamo anche questa curiosità che siamo 26 perché Zedat continuiamo a vederlo in panchina convocato, esatto. E sta dando una mano negli allenamenti. Sì, esatto, che uno o due giocatori io temo possono uscire, speriamo il minor danno possibile. Io penso che un giocatore che possa essere, non tanto tra un Gaetano e Demme possano partire. Temo, infatti ho detto, sarei contentissimo se si confermasse la rosa. È chiaro che se uno dice prendiamo un altro centrocampista di buon livello, che vi devo dire sono ancora più contento, è abbastanza, diciamo, la palissiamo, è banale pure dirlo. Però anche qui poi avremo la pausa mondiale, andiamoci a vedere non uno, non due, tutto il mercato di gennaio della Società Sportiva Calcio Napoli, dirigenza De Laurentiis. Una volta solo si è fatto il grande mercato, il primo anno di Gattuso, no? Tanti acquisti, e poi quei 2 anni di Benitez, e quindi lo storico su ormai 18 anni, ma soprattutto 15 Serie A, è uno storico importante. Non possiamo, siccome poi De Laurentiis sappiamo benissimo che quando il Napoli ha fatto campione d'inverno dice no, non si deve rompere i giocattoli, non mi aspetto l'equivalente di Fabian Ruiz che abbiamo, che tra l'altro è infortunato ma stava facendo molto bene il Paris Saint-Germain, gli auguriamo un pronto ritorno, diciamo quel giocatore forte che venga, chiaramente se viene nessuno di noi penso pianga quella notte. Ti faccio aprire il vaso di Pandora perché Giorgio dice la società accedendo al credito sportivo e grazie a qualche partnership perché non costruisce un nuovo stadio all'inglese con museo e altro, gli introiti ne gioverebbero o no? Tra l'altro è un leitmotiv che sta ripetendo Spalletti tantissimo. Quanto manca? Certo, ma è ovvio, siamo in dire quanto manca all'anniversario che quest'anno non festeggeremo perché il campionato è fermo della, diciamo, purtroppo prematura scomparsa di Diego Armando Maradona. Penso che senza ragionevole dubbio, lo dico con la massima educazione, senza nessuna sfumatura, non andremo a visitare il museo di Maradona fra meno di 15 giorni. Ragazzi, considerate che per costruire uno stadio di medie dimensioni come quello che serve a Napoli servono circa 3 anni.
Quindi se domani mettiamo il calcio, parliamo di come i famosi numeri di Guido, di fatti veri, che uno sembra che qua è 3 anni, se domani cioè, il comune ha già il cambio del piano del regolatore, tutto approvato, tutto, la burocrazia in Italia non è la cosa più snella, veloce e rapida possibile, però diciamo domani, cioè domani, lunedì, anzi perché domani è domenica, tutto finanziato il progetto, cioè se domani iniziano a costruirlo, sappiamo già dove, vabbè, chiaramente non il San Paolo, perché il San Paolo andrebbe prima abbattuto, ma l'abbatti tutto a settori, no? E quindi il tempo di abbattere quello stadio è un altro tempo. Se domani iniziassero a costruire lo stadio, puoi mettere 2 anni e mezzo, quindi fra 2 campionati, anzi forse 3 lo vedresti. Se poi dici no, devo recuperare il San Paolo, allora significa che a fine stagione incomincia ad abbattere tutto o come si fa a volte in parte, no? Ed è un po' più lungo costruire gli stadi all'interno o sulle macerie, diciamo, di vecchi stadi, no? Perché ovviamente sei vincolato logisticamente da tutta una serie di quando tu fai il Wanda Metropolitano non c'è niente attorno a Wanda Metropolitano e costruire. Se l'avessi dovuto fare sulle macerie del Vicente Calderón era un po' più, e lo stesso parlo di uno stadio da 50-55 mila posti, non da 80 ormai 90 mila posti. Quindi parliamo che se domani fosse tutto pronto, domani mattina, lunedì alle ore 7 del mattino, fra 3 anni, 2 anni e mezzo lavorando turni e 3 turni di giorno e notte, vedremmo uno stadio. Non c'è un progetto, non c'è una delibera, non c'è una legge, non c'è nulla, non ci sono finanziamenti, quindi già non è domani. No, ci vuole un po' di lustri. Nel rispondere, io saluto e ringrazio Guido Gentile, perché nel rispondere a Claudia anticipiamo che ci organizzeremo e cercheremo di portarvi dei contenuti, magari anche non solo live. Con Guido voglio fare degli approfondimenti anche un po' più tecnici su quello che il Napoli sta facendo, che ci sta divertendo molto, e perché quest'anno a questo punto dobbiamo azzannare. Quindi non ti preoccupare Claudia, vediamo un pochino se mi ispirerà questo mondiale, e sicuramente Guido ci farà avere la sua presenza. Io posso rispondere, diciamo, conoscendo l'ammirevole abnegazione di Valerio, l'unica possibilità che Valerio sparisca è che qualcuno lo sequestri proprio fisicamente perché ha un altro passo. Io promesso sul mio canale non far passare più mesi, nonostante e comunque sarà un po' più facile tra fine novembre. La difficoltà per quanto riguarda, diciamo, infatti miei, anche se io tengo un passo di un video, non voglio analizzare tutti i film, perché comunque resto prima di tutto uno scrittore, un insegnante, uno studioso, un critico di sala, eccetera. È un po' una situazione strana, nel senso che c'è una persona che ha una sua professionalità abbastanza ormai anziana e consolidata, non voglio dire per sfizio, però diciamo gli youtuber di cinema è tutto il contrario, c'è gente che ha cominciato a fare video, se mi piace, hanno un sacco di visualizzazioni, non è una critica, non è che dice io sono bravo, no, però hanno anche molto più tempo, probabilmente libero, no? di me, quindi riguardo invece, diciamo, alla domanda più tecnica, io avevo scritto privatamente a Valerio se ritiene il caso, e lui ha detto sì, siccome di argomenti di varia natura riguardo non solo al calcio Napoli in genere ce ne sono, perché qualcuno disse perché non torniamo a analizzare, mi ricordo, ce lo siamo segnati, no? L'andamento delle coppe, delle squadre italiane, no? Quindi sarà, diciamo, a bontà vostra se avete voglia poi degli argomenti, e sicuramente Valerio è instancabile, non è che si sparisce per mesi. La mia preoccupazione è nelle mie intrusioni, spero sempre di non essere invadito. Ho veramente abbandonato negli ultime settimane l'ironia, forse una volta avevo esagerato una puntata, infatti, però ho detto no, non c'è rispondo sia per me, diciamo, Valerio già ha risposto, ma vi ho confessato delle nostre chiacchierate private, non c'è assolutamente nessuna preoccupazione da parte vostra, ci spariscono. Tra l'altro ci sarebbero anche da analizzare ogni tanto, no? La sorpresa tot squadra, no? Quando la Corazza quindi cioè, si ferma, adesso lo possiamo dire, il campionato quello sì di Serie A, perché c'è
non si ferma il calcio internazionale per tutto. Quindi gli argomenti generali da affrontare, gli argomenti specifici ci sono, gli argomenti di cronaca ci sono, però tornando al video che vi ho fatto vedere, perché ci saranno, Valerio è un maestro in questo, no? Mo si parlerà venduto Kvaratskhelia alla Juve, anche figuriamoci il mercato destabilizzato. Io la mia strada l'ho indicata, secondo me, anche per i tifosi. Estraniatevi, perché si perde energia, no? Quindi sicuramente se non arriva l'anonime sequestri, prende da Brooklyn, New York, Valerio e lo chiude anche in un resort di lusso, no? Non è che è che uno deve essere in gattabuia, non è che ha commesso, diciamo, proprio pagato da qualche youtuber, no? Com'è che questo non rompe i piatti e lo seguono? Allora andate a sequestrare. Una volta l'unico, diciamo, momento di ironia che mi ci concesso oggi. Tolgo il disturbo, ringrazio le amiche Bellini, gli amici Bellini, Valerio, e non saluto nessuno oggi per le ragioni che vi ho detto prima, perché quelle rimangono importanti. Rimangono assolutamente. Grazie a Guido. Aspetta, ridillo. Sopra, ragazzi, sopra. Anche perché contro tutti e tutti fai fatica, invece se tu stai sopra e alzi il livello è sempre meglio. Allora, non euro, quale che va alla Juve, vi abbraccio tutti ragazzi, ovviamente quello che non vi ho potuto dire nelle live precedenti ve lo recupero adesso e ve lo dico adesso, ed è a conferma, perché io lo pensavo prima e lo posso solamente confermare adesso, che il Napoli quest'anno specialmente, perché lo sta dimostrando in un certo momento, con tutto quello che avete detto voi, perché sono gli spunti vostri che poi mi confermano un certo tipo di andazzo e una possibilità che quest'anno il Napoli, se, e dico solo se,